Signore e signori, dalla nuova panetteria. Ma neanche a Sanremo ieri sera hanno presentato così. Ma robe da matti, ma ditele mi piace essere un po' retro, un po' demodè. Lo sai che io sono un evergreen. No, tu sei una ever old, ma milf old. Tu sei una milf old, una milf vecchia. Ecco, una nuova categoria di donne. Signore e signori, robe. Ascolta, da quanto non sentivi signore, a parte Sanremo, da quanto non sentivi signore e signori? Da tantissimo tempo. Ecco, guarda, volevo dare un tocco di... De che? Di che? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. In diretta dalla nuova panetteria qui in centro, proprio a Fiume Veneto, in questa bellissima giornata, che veramente è venuta fuori una giornata stupenda per vivere 2 ore e mezza insieme, seguire già sui nostri schermi Pordenone e Maceratese. Sappiamo di una partita giocata ieri sera di cui non parliamo. Sì, Caro Luna, ce l'ho buon pomeriggio. qui, buon pomeriggio. No. Ce li ho tutti i risultati, ce li ho tutti. Allora, questo pomeriggio chi abbiamo, Mara? Perché tanta gente si è persa e sta arrivando. Allora, questo vabbè. è un problema di avere troppe panetterie Troppe panetterie. sparse. Ecco, buongiorno Peter, eccolo qui che allora, arriva. chi abbiamo? Ma non lo so, ma cosa ci sto facendo? Li autopresentate tutti, vanno a casa, ciao. Allora intanto è un piacere avere questa splendida donna, che è bellissima. Esatto, abbiamo Eva Bellotto. Buon pomeriggio Eva, grazie di essere qui con noi. Che ci delizierà con delle danze orientali nel corso della trasmissione. Ed è venuta nonostante questa notte ha avuto la bua al pancino, vero Eva? Cara. Ha avuto qualche problema, ecco, succede. Ecco, brava, grazie di essere venuta. Grazie a voi. Grazie. Poi abbiamo un gruppo della... Un signor gruppo, la domenica direi. si può dire della Madonna, perché siamo di domenica, un gruppo della Madonna che sono finalmente con noi dopo 4 anni. Peccato che c'è Alessandro Dri, ma non importa, Ma sono i Trapalco in realtà. Grazie ragazzi di essere qui con noi. Perché il cantante di dov'è secondo te, Mirko? Di dov'è secondo te, Mirko? Cordenons? No, di Fiume Veneto. E giustamente li ho invitati e loro hanno accettato. Spero volentieri, non lo so, penso di sì. Siamo qua, probabilmente sì. Tu no! Beh, ma... Alessandro no. Allora presentiamo questa mitica band. Presentiamo questa band alla chitarra Marco. Non ce la farà mai. Ascolta. Ha fatto le 2:30. Datemi un microfono per cortesia. A una certa età. Allora, alla io vengo dagli amici del Corva, che adesso ogni errore guarda, cioè uno si prepara prepara in giro. Ma secondo te devo cambiare presentatrice? Assolutamente no. Grazie. Va bene. Dai una mano, no? Speriamo con gli errori. Dai. No, bisogna cambiare presentatore. Anzi, la scaletta bisogna cambiare costantemente. Allora, posso finire di presentare il gruppo musicale? La scaletta non esiste, Che vero? E queste sono le conseguenze che io sbaglio, dico chitarra al posto di chitarra. I nomi te li scrivi tu, perché questa qua, signore e signori, come dici tu, è la scrittura sua. Sì, e una volta si diceva che chi non sa leggere la sua scrittura è... Asino addirittura. Via. Non è che non so leggere la mia scrittura, non so che cosa dire, che è peggio. Ma scusami, devi solo presentare nome, cognome e strumento, non è capito, difficilissimo. ma se mentre presento loro tu vai a presentare loro, io che cosa faccio? Io parlo con gli amici del Corva che sono qua con noi a vedere la partita. Vabbè, allora voglio posso vedere fare quando io arriverà... 5 minuti, poi mi siedo e sto zitta. Sì, no, voglio vedere quando arriverà a presentare Alessandro Dri cosa dirà dello strumento. Esatto, dai, andiamo avanti. Sì, è vero Alessandro, voglio proprio vedere. Guarda che hai il microfono lì, prendi il microfono, parla nel microfono. No, vi ho fregati tutti, poi vedrai il perché. No! Dai, intanto andiamo Allora, avanti. alla chitarra abbiamo Marco. Ce l'abbiamo L'avete capito? fatta, Marco, la grazie, buon chitarra. pomeriggio. Oh, se facciamo 5 minuti per ogni strumento, qua finisce la Al trasmissione. basso Enrico. Buon pomeriggio Enrico, grazie. Il paglia. Alessandro alle percussioni. No. Vabbè, no. No, ma adesso diciamo lui bene. non c'è l'applauso? No, ma perché lui è abituato a stare con noi. Si parlava prima che Alessandro non è la prima volta che per fortuna nostra viene in trasmissione. Come si chiama quella scatola Esatto. di cartone lì sotto? Cajon. No, dillo tu. Cajon. Vabbè.
No, ma dovevi dirglielo prima, no? Sono sbagliato. No, Ho fatto apposta, non me l'ha percussioni. detto, vero ragazzi che non me l'ha detto? Mi ha detto percussioni perché era un po' ma l'ho più- scritto percussioni, è scritto, non c'è neanche l'appunto Esatto. cajon, è proprio... E ovviamente Mirko alla voce, grazie Mirko di essere qui. Grazie a voi. Abbiamo naturalmente come solito Peter e Cinzia. Cinzia, ciao. Vedete che ci sono un po' di spazi vuoti perché come dicevamo Si sono perse. sono persi. No. Anche perché GP Ma non è che secondo si te sono si sono perse, sono andati Gli ospiti che mancano, che si sono persi, sono uomini o donne? Donne sicuramente. Perfetto, vedi? No, c'è- infatti avevi promesso qualcosa E infatti a Mirko. sì, ma guarda, sono tutte qua, eh. Sì, che Il poi- tempo, Non il le tempo. vedo. Ma non è colpa mia se si sono perse, no? Allora, Nel frattempo sono iniziate le partite, ricordo, Sì. sono le 14:30, quindi per quanto riguarda Lega Pro iniziano adesso e inizia invece alle 15 l'Eccellenza Friuli Venezia Giulia. Giulia. Allora, vediamo intanto, cominciamo a parlare un po' di calcio, vediamo in Serie A quello che è successo, anche se io ne farei volentieri a meno, ma tocca No, vederlo. è che poi ci scrivono che non diamo i risultati. Eccolo Allora, lì. l'anticipo di venerdì, Napoli-Genoa, perché ricordo il Napoli giocherà in Champions League con il Real, ha visto il Napoli vincere 2-0 con gol di Zielinski e Giaccherini. Per quanto riguarda l'anticipo di ieri sera, la Fiorentina ha vinto 3-0. No, la Fiorentina ha vinto 3-0, basta. Vi dico i gol: Borca Valero, Babacar e Bernardeschi su calcio di rigore Io non mi ricordo l'ultima volta che Babacar ha segnato, voi ve lo ricordate? con l'Udinese. Vi ricordate l'ultimo gol di Babacar? Con Io l'Udinese. no, ovviamente Con l'Udinese. È appena terminato l'anticipo del mezzogiorno, il famoso lunch time. Crotone ha perso in casa con la Roma 2-0, gol di Nainggolan e Dzeko, che ha Dzeko. sbagliato anche un rigore. Quindi Dzeko addirittura va a 18 gol, Sì. quindi Questo- stacca. Chi è secondo in classifica dei capocannonieri? Che non mi ricordo. Boh, non mi- Higuain. Quello Mertens del Napoli. Vabbè, uno dei due. Mertens che ha 16. Esatto. Oggi pomeriggio. Esatto, oggi pomeriggio abbiamo Inter-Empoli, Palermo-Atalanta, Sassuolo-Chievo e Torino-Pescara. Per Bene. quanto riguarda la partita delle ore 18 abbiamo Sampdoria-Bologna e questa sera alle 20:45 Cagliari-Juventus, perché poi niente. E invece domani Lazio-Milan, il posticipo dell'ultima partita di campionato. Che serviva Lazio-Milan? Perché, ma scusate, perché di lunedì Lazio-Milan? Cioè, non hanno le coppe, non hanno niente. Dalla Lazio ha la Coppa Italia, ma più avanti Li fanno riposare un po'. li fanno riposare. Vabbè, allora vediamo subito la classifica aggiornata dopo i risultati di ieri. Ovviamente Serie A, parliamo in questo caso. A Pordenone sono scese in campo le squadre, palla al centro. Il Pordenone gioca di 3 minuti circa, quindi Sì, il Pordenone gioca da destra a sinistra al primo tempo, stanno scambiando appunto i campi, le squadre. Buon pomeriggio, grazie Cinzia. Allora abbiamo due delle profughe, si sono ritrovate, sono arrivate. Trovate. Tutte e tre profughe sono arrivate. Bene, allora. il Napoli è secondo in classifica, la Roma segue a 50 punti, poi vedremo questa sera la Juventus cosa farà col Cagliari. E Crotone, ahimè, ormai è verso il ritorno in Serie B e via dicendo. L'Udinese è ancora ferma a metà classifica, una posizione abbastanza tranquilla, diciamo che dovrebbe cominciare a vincere. Sì, vabbè, ma a 15 punti sulla terza. Cioè, alla 24esima giornata, a 15 punti sulla terzultima, non è salva? No, non puoi dirmi così. Forse sì. Dovrebbe perderle tutte, quelle dietro vincerle tutte, no? Perché Salva, mancano. salva. In teoria sono salvi e le ultime Mancano- tre sono già in Serie B, però mancano- non c'è la dopo matematica. questa partita mancano, mi sembra, 15 giornate, quindi dovrebbero essere a posto. Sì, no? però non c'è la quasi. matematica, e quindi senza la matematica non si può dire che Cominciata a Pordenone, ovviamente da pochi istanti, 10 secondi, almeno per quanto riguarda, noi la vediamo in streaming, Sì, quindi c'è il esatto. classico Io faccio- ritardo. Allora velocemente vediamo quello che succede in Lega Pro, Lega Pro, senza leggere le esatto. partite. Giocata ieri, Vediamo c'è la stato schermata. l'anticipo esatto della Lega Pro Ecco. Girone B, c'è stato l'anticipo Alto Adige Reggiana 1-1. Poi abbiamo oggi Non leggiamole tutte, Sì, diciamo solo che alle esatto. 18:30 giocano Albinole Parma, Ferrapi Salò Mantova. E adesso c'è il Pordenone, Sì, che ovviamente. appunto con la E Maceratese. anche qua, probabilmente perché alle 18:30 domani sera o alle Domani sera 20:30 Fano Teramo, Teramo. vabbè, partita che insomma non cambia niente. Vediamo invece alle 15 la Serie D Girone C, vediamo velocemente anche qua una Giocano alle partita. 14:30
14:30. 14:30, scusatemi, l'eccellenza alle 15. 14:30. Vedete, giocata ieri Belluno Union Feltre 2-0. Questa poi le nostre tre squadre. Abbiamo Carlo, il Tamai sì. Alto Vicentino, Trieste Este e il Cordenons che gioca ad Abano. Bene, quindi vediamo anche qua la classifica della Serie D dopo quello che è successo domenica scorsa. Sempre 10 punti tra Mestre e Triestina. Il Campo d'Arsego si allontana dalla Triestina a 8 punti, ma sappiamo che i playoff in Serie D non si capisce perché li fanno, ma cosa servono? A niente, perché nessuna squadra va su in Lega Pro dei playoff. Ah, è arrivata una signora molto bassa, prego si accomodi, no, qua davanti, che sei già abbastanza alta, ti metti anche su porca miseria. È leggermente No, scusate, alta. ma quanto è alta? 1,80 m, poi mettiamoci anche i tacchi, no? Benissimo. 2,10 in sostanza. Allora, vediamo Per subito l'eccellenza, nel frattempo un'azione del Pordenone che, Sì, che arma, cicca la palla, no, quasi autogol, quindi Mamma comincia bene mia. il Pordenone dopo. Devo ricordarmi di non urlare al microfono perché in questo momento da dietro la regia mi hanno Una volta dicevano quasi gol, quindi prima azione veramente potenzialmente molto che sono tifoso, interessante. cioè, non so cosa fa, sono tifoso e urlo. Allora, invece Eccellenza che comincia alle ore 15, tutte le partite oggi pomeriggio, sì, l'Eccellenza comincia alle 15, se vediamo le partite. Ti dico solo che c'è stato l'anticipo, il recupero tra l'Unione Pasiano e l'Umignaco, che Sì, ricordo settimana. domenica scorsa era stata sospesa. Unione Pasiano e l'Umignaco 1-1, questa è la partita appunto. Ecco, oggi fatta in pomeriggio settimana. partita bella la redazione di Pordenone, la partita clou è Fonata Fredda, Gemonese. Allora, Chios, Lumignaco, Cerri Muzzane, San Luigi, Fontana Fredda, Gemonese, Gradisca, Lignano. Secondo te, Fonata Fredda dov'è? Fonata fredda. Si vedi che lì è scritto che oggi giocano Fonata Fredda Gemonese. Dov'è? Avranno sbagliato. Avranno sbagliato, Sì. dici? Secondo te hanno sbagliato? Boh. Boh, È Fontana. sei Punizione sicura? nel È Fontana frattempo molto Fredda? È interessante sicura per che il secondo te è Pordenone, Fonata Fredda o Fontana Fredda? Fontana fredda. Benissimo, ecco. E la redazione di Pordenone, porca ha fatto miseria. cambiamo? ha fatto No, tardi, sì, ha anch'io la fatto tardi. cambierei. Allora, abbiamo visto tutto quello che succede oggi pomeriggio nel calcio, quindi non parleremo più di calcio perché sono arrivate 4 ospiti. Io Allora, guarderei il Pordenone in questo momento. tu guardalo, sei qua per quello. Ah, ok, Cioè, scusa. allora, Mi raccomando, sì, mi voglio dire, raccomando, noi Carlo. guardiamo altro, vero Mirko? Non saprei cosa. Allora, prego. Allora, sono arrivate le nostre ragazze di oggi: Valentina Bonni, Isabella Mio, Giorgia Poiatti, qui davanti, e Sabrina Seu. Sabrina Seu, allora tu sei Sabrina, Certo. tu sei Giorgia, No, io Valentina. tu Valentina, vabbè lei oramai fa parte dell'arredamento. Anche lei. Sì, ma lei sì, è la seconda o terza volta che viene con noi, la Isabella, ricordiamo. Isabella, infatti- Isabella con una L sola, ricordiamolo. Nel frattempo Pordenone rischiosissimo, azione in avanti, calcio di punizione che esce sulla destra del portiere della Maceratese, veramente di un Partito soffio. molto in carica il Pordenone in questi primi 3 minuti. Vediamo, la batte direttamente in porta, mi sembra Ingegneri. Sì. Vediamo. Peccato che l'uomo sul secondo Ha fatto palo molto bene. non c'era. Dunque, vediamo che è arrivato anche un amico della nuova panetteria, Giampiero Feltrin, che poi avremo sicuramente in diretta. Quindi abbiamo visto tutto ciò che succede oggi pomeriggio per quanto riguarda il calcio e seguiremo insieme a voi. Ma cosa è successo ai jeans che sono strappati? Sei caduta per terra in bicicletta, no? Sì. È per quello che eri arrivata in ritardo. Perché hai tolto le rotelle, no? Quando si tolgono le rotelle. Di calcio se ne intende molto. Che squadra tifi? Udinese. Bravissima! Un applauso a questa- Facciamo un applauso per favore! E va allo stadio. Ah, sei tu che hai il profilo con Dusan Basta? Sì. Ma ti sei accorta che è alla Lazio? Sì, purtroppo. Ecco, perché ti piace Dusan Basta? Sì. Quindi adesso sei metà bianconera e metà celeste, insomma, no? No, Bianco-celeste. insomma, No. non esageriamo. Ecco. Vi ricordiamo Un che conto tra... il calciatore, un conto la squadra. Vi ricordiamo che tra 2 Spiegale, giorni è San Valentino e dopo faremo un gioco anche su San Valentino, oltre tra poco il gioco ovviamente 1x2. Presentiamo a Misericordia per cortesia. Finalmente. No, ma loro so che stanno guardando anche la partita. Forse gli unici a cui gliene frega cosa della partita sono loro qua oggi pomeriggio. Prego, Mara. Allora, partiamo dal vicepresidente Renzo Marconi. Buon pomeriggio vicepresidente, grazie di essere qui con noi. Poi le devo chiedere una cosa. Ecco. Poi Dennis Crestana, accompagnatore dei pulcini professionali. Bene, un applauso. E poi
Sante Nadal, Sì. che ha una vaga parentela con il tennista. Sì, esatto. Accompagnatore, esatto, accompagnatore Sei degli cugino? eserdienti. Cugino diretto, benissimo. Non vedi che gli assomiglia, Una- Giovanni? Una domanda, hai lo stesso conto in banca? Quello no. No, purtroppo no, quindi cugini per modo di dire, vabbè. E anche arbitro di fiducia lui del Corva, eh? Ah, pensavo No. di Nadal. No. No, vabbè. Oh, quindi... Ecco, poi abbiamo i capitani. Che bello! laggiù. Allora, vai dai capitani che ce li presenti uno per uno, perché dopo gli chiediamo. Abbiamo Ecco. Mattia e Cristian. Mattia. Cristiano. Mattia, Cristiano, un applauso ai due capitani. Capitani di che categorie, Mara? Esordienti a 9. Esordienti, eh? Esordienti a 9. Esordienti a 9, tutti e Ecco, due. benissimo. Ok. Una a 11 e una a 9, se ho capito Tutti bene. e due a 9, Tutti e due a 9, ecco. E poi abbiamo qua due grandi campioni. Leonardo, Leonardo. Marco. Ecco, e loro sono capitani di che categoria? Pulcini? Pulcini, bellissimo. E Pulcini. attenzione, pulcini professionali, ci tengono a precisarlo ogni Cioè, volta. loro sono già sotto contratto con Raiola. Esatto, perché esatto, sono professionali. Loro hanno già il loro bel procuratore. Ragazzi, che procuratore avete voi? Mirko, non distrarti. Che procuratore avete voi? Noi Raiola. Raiola anche Raiola, voi. Benissimo, sì, la sì, fa sì. questo. Procura di tutto a Ti è tutti. costato cara sta trasmissione oggi, eh? No, digli cosa mi hai chiesto prima. No, non ricordo. Non ricordo. No, prima mi ha chiesto, ma si bevono un paio di birrette oggi pomeriggio? vabbè. Cosa è successo qua? Sì. No, mi conto l'orologio. L'ambiente musicale è quello. Allora, è caduto un l'orologio. orologio, attenzione, un dramma in studio. Se c'era la Barbara D'Urso faceva 2 ore sulla caduta dell'orologio. No, ma tu siamo- potresti farla. La faccio? Un botto Vai, dopo- vai, La faccio? Fallo. Attenzione, cari amici telespettatori in diretta, solo per voi, in esclusiva, all'altra domenica, a questa ragazza, guardate, un primo piano sulla ragazza, è successo, niente poco di meno, gli si è staccato l'orologio! Attenzione! Che dramma! Solo per noi dell'altra domenica! Ascolta, Mi dispiace. Sante, Dimmi. che cosa ho fatto di male nella mia vita per avere con me Mara? l'hai Dimmi, perché chiamata non tu, riesco a Ma capirlo. assolutamente, hai fatto tutto bene, assolutamente. È un pregio avere come Grazie. collaboratrice. Allora, Presidente, dica. proprio la Vabbè, se bottiglia, si deve il eh? presidente non si può dire. Un caffè alla Questi si sono bottiglia. messi d'accordo. Cioè, è lei che Sante assomiglia al tennista, Sì. lei è eccezionale. Qua c'è qualcosa che. C'è del marcio in C'è Danimarca, una ragazzi. bottiglia riservata per noi, un millesimato. C'è del marcio in Danimarca, attenzione. Come diceva? Chi? Cosa? Perché? Attenzione, solo per voi! Il presentatore Stiamo si sente perdendo, male sì, solo no, l'altra domenica. Ma chi ve lo poteva dare uno spettacolo del genere? Mi sto uccidendo. Fatti avere un bicchiere d'acqua che... No, dicevo, chi ha scritto c'è del Attenzione marcio in perché Danimarca? c'è uno svarione da parte del portiere del Pordenone che Cultura generale, chi ha scritto c'è del marcio in Danimarca? Dickinson, che ha scritto Sì, anche La Dickinson. Sirenetta. Allora, lo sanno loro, credo, eh. Non lo so, no, non sono ancora arrivati a studiare questa cosa qua. Mirko, chi ha scritto c'è del marcio in Danimarca? E che opera è? Luciano Ligabue. Benissimo. No, lui ha scritto è venerdì e non ci rompete i... C'è oggi, anche Lo so, quello. l'ho sentita, bellissimo. Ma c'è qualcuno che sa chi ha scritto e che opera è c'è del marcio in Danimarca? Mamma mia. Carlo, dai. No, Google, stai... Googolini? Che? Googolini. No, lui guarda su Google, quindi Googolini. William Shakespeare nell'Amleto, dai ragazzi. Vabbè, C'è del cioè- marcio in Danimarca. Vero, Eva? Sì, verissimo. Sì, vabbè. Infatti è noto che Danimarca era il nome della puerpera che ha tirato su Shakespeare. Ah sì? Pensavo fosse il nome di uno yogurt io. Tipo Danone, Danimarca. Vabbè. Ho detto una cattiverissima. Vabbè, no, è vero che è l'Amleto, no? Jacopo, confermami. Voi che avete... No, lo sto leggendo io Voi su che Google. avete cultura dietro... perché voi dovete sapere che chi è dietro le telecamere eccetera sono acculturati. Qua davanti siamo 4 cani... Ignoranza in abbondanza. 4 cani randaggi. Vabbè. Ma infatti la parte deficiente fa lo spettacolo, quelli seri lavorano. Esatto. Dunque, sono le 16, sì, buongiorno, 14:45. Allora, cosa facciamo? Giochiamo perché c'è il nostro gioco intelligentissimo, quello che... Aspetta. Per il bassista Enrico, papà sei bellissimo, ti voglio bene, la tua piccola grande Vittoria a 5 anni, un applauso! Ma perché non hai portato Vittoria qua?
Cara Vittoria. Ciao Vittoria. Papà è bello? Papà è bello? Sì. Ma è una figa per Saluta tua figlia. Papà di Vittoria è bella. E cambia, dai. Dai, stiamo facendo... Ciao amore, torno presto. Sì, di che cambi canale. Non sappiamo in che condizioni, ma torna presto. Forse lo mandiamo a casa. Ascolta, dobbiamo finire il sondaggio. Enrico, il papà di Vittoria, è bello? Sì, sì. Sì, sì, della serie, vabbè. Isabella, è bello? È bello? Ecco. Hai visto? Allora adesso dovresti dire a tua figlia che guardi i cartoni, così tu quagli un po' qua, no? Hai capito? Ma no, Appunto, che guardino i cartoni, no? Ciao amore, torno presto. tranquillo. No, sì. Come si chiama tua moglie? Faccio abitudini. Si chiama Giulia. Bel nome anche. Giulia, vediamo se la telecamera mi inquadra che do un consiglio a Giulia. Ecco, va, no, là. Giulia, un consiglio. Non Rai riascoltare. Yo-Yo. Ecco sì. Cambia su Rai Yo-Yo, così Enrico può quagliare tutto il pomeriggio le nostre amiche qua. Non abbiamo chiesto alla Eva. È bello Enrico? Bello e bravo. Un bel papà che è anche bravo. Bello e bravo. Ma probabilmente ti ha ma visto. forse siete un po' Fiducia. conosciuti. Cosa dice Enrico? Non è proprio la prima. Non siete di primo pelo, no, per niente. Allora, il gioco 1x2, sempre qua dalla nuova panetteria, il gioco del Pascià. Vediamo le spartite con le quote clamorose. Perché vedete, Pordenone Maceratese al momento è 0-0. L'1 è dato 1,75, l'X a 3,35 e il 2 a 4,55. Diciamo che la Maceratese ovviamente non è favorita, visto anche la posizione in classifica, ma non è clamorosa. Clamorose invece sono le quotazioni di Triestina Est, perché come vedete l'1 è dato a 1,45, l'X è dato a 3,70 e pensate che la vittoria dell'Est a Trieste è data a 7,75. 10 euro ce li giocherei. 10 euro, se giochi 10 euro sull'Est, quanto si vince? Mara, vediamo la tua matematica. Basta spostare la virgola di un posto. Di un posto, brava. 77,50. 77,50 €, quindi non per gufare contro la Triestina, però la Maceratese va vicino al gol. Ha fatto un calcio d'angolo. C'era Tomei, però insomma è stato un bel rischio. Allora, naturalmente, come sempre, si vincono 6 bottiglie di vino Etichetta Pascià. Pascià. E sono sempre i 3 tipi, perché sappiamo che il vino è Rosso, bene, poi bianco, e poi poi ci sono 3. No, il vino non è il rosé non è un vino, è uno spumantizzato. Quello con lo stereo sulla spalla. Rosso. Quello che gira con lo stereo sulla spalla, che di solito è? ne ho detti 2, devono fare anche loro, no? No, sono venuto da te, sei la prima portata di microfono. Allora, dunque, ricapitoliamo. Rosso, bianco, sicuro, e manca un terzo tipo di vino. Quello che gira con lo stereo sulla spalla. Tu hai mai visto un ragazzo bianco che gira con lo stereo sulla spalla? No. Ecco, di solito quelli che girano sullo stereo sulla spalla. Nero! Nero! Eccolo qua. Allora, 348-294-7672 per Pordenone Maceratese e per Triestina Est. Cominciamo i pronostici dagli amici del Corva, che loro capiscono di calcio, contrariamente a noi, e vediamo i loro pronostici. Rifai la domanda, scusa? Allora, Pordenone intanto va in vantaggio. Gol di chi? Non si riesce a capire. Qualcuno che sta facendo il gesto del Il gesto bere. del ciuccio. Comunque Pordenone 1, Maceratese 0. Pordenone in vantaggio al 14esimo. Vediamo chi ha segnato. Ovviamente nessuno di noi ha visto il gol. No, io ero intento a guardare le formazioni. Vediamo il replay, proprio... eccolo qua, da calcio d'angolo, d'angolo, cross al centro, quindi avrà segnato un difensore, come sempre. E grande arriva da dietro, dal secondo palo. L'11. Arriva l'11 che adesso se trovo la formazione ve lo dico. È bello perché poi Sport 1 non ti mette mai chi segna, no? Come sovraimpressione, ma vabbè. Quindi già buone notizie da Pordenone 1, Maceratese 0. Allora, con l'11 ha segnato Semenzato. Semenzato, che non è il primo gol che segna quest'anno, e quindi complimenti da calcio d'angolo. Pordenone in vantaggio al 15esimo del primo tempo. Allora, Pordenone Maceratese. Allora, Pordenone Maceratese 1. Beh, direi. Triestina Est? X. Proseguiamo con i pronostici. Allora. Pordenone Maceratese 1. Beh, direi. E Triestina 1, io direi. 1. Presidente, lei che di calcio se ne intende molto più di tutti. Magari. Pordenone, anche secondo me 1, e anche Triestina.
Benissimo, quindi questi sono... Adesso vediamo anche i ragazzi, perché è giusto vedere anche i vari capitani. Capitani? Pronostici. Boh, Pordenone 1, Trieste 2. Triestina Este 2 perché lui vuole vincere i 77,50 Sono 10 euro buttati via. Giustamente, ecco. Proseguiamo. Pordenone 1. Sì, e Triestina? Triestina 1. Triestina 1. E adesso vediamo i ragazzi davanti, Leonardo. Vai tu. Pordenone 1, Triestina 1. Ecco, insomma, vincono sempre le nostre squadre, dai. Confermi? Giustamente. Sì, vince sempre il Pordenone. Ok. Abbiamo anche... Attenzione, perché oramai sta diventando un mito oggi pomeriggio. Arriva un messaggio drastico, incisivo, come si dice? Conciso, ma con quanti? Con una valanga di punti esclamativi. Correggimi se sbaglio. Guarda, punti esclamativi. Certo, Lo leggi tu? Enrico, sei bellissimo. Ma cosa ci fai alle donne, Enrico? Guarda che non è il numero... Niente, per quello che è molto acclamato. Comunque non è il numero di prima, eh? Non è il numero di prima, attento. Non è il numero di tua figlia o di tua moglie, è un altro numero. Dopo magari se vuoi te lo giro. Me lo scrivi? Lui sa il numero di tua moglie. Stai attento. Dalla regia ci fanno time out. Sì. Allora, Volevo ricordare che Sì. nella Maceratese gioca un ragazzo giovanissimo della scuola Juventus, che però è di Pordenone, che è Marchetti, che in questo caso è in panchina quest'oggi. Sì. Giusto per ricordare un po', e che nella Serie D in questo momento il Calvino Ale sta perdendo 2-0 con l'Arzignano Chiampo. Ascolta, io ho assolutamente bisogno di sapere cosa fa la Pergolettese. 0-0. Pagnaco non è Riusciremo a compreso. sapere Pagnaco, perché il quinto elemento di Trapalco in realtà gioca nel Pagnaco, quindi non è qua perché se dopo riusciamo a sapere se è stato espulso, perché gliel'ho augurato così ci raggiungeva. Attenzione, oggi abbiamo capito che si parla solo di Enrico. Prego. Enrico, sei troppo figo. Le milfone? Bene, direi. Cominciata molto bene questa Io vi trasmissione ringrazio quest'oggi. tutte, vi saluto con la mano, ciao ragazzi. Poi dovremmo approfondire un po' queste cose, no? Nel corso della trasmissione, vero? Bisogna approfondire Sì. tutte queste donne di Enrico, dove le va a prendere, aspetta. Ciao, sono Alessia, ho visto ma non riesco Vabbè, ciao Alessia. Quello è un messaggio privato, scusatemi. Esatto. Attenzione perché entra in campo Mirko. Finalmente, no, perché eravamo preoccupati. Un saluto a Mirko dal signor Bareta. Pordenone vittorioso 3-1, saluti. Conosciamo il Baretta che è qui di Fiume Veneto. Ah, ecco. Però Sì, forse Tabaccheria Ciol. Salutiamo loro gli qua amici più della avanti. Tabaccheria. Sì, però Possono te scriva venire. il signor Bareta. A lui scrivono le gnocche. I gusti voglio sono dire- gusti. Siamo a questo livello. Benissimo. E poi vediamo ancora. Venezia in avanti 1-0 sul Lumezzane in questo momento. Poi c'è Vai comare mia, assomigli proprio alla Barbara. Questo è per me. Guarda, vi stiamo aspettando. Poi saluti a tutto lo staff del Buon Gustaio, grazie amici del Buon Gustaio. Più tardi ovviamente la pizza dedicata al Fiume Bannia, che ieri purtroppo ha pareggiato, stava vincendo e ieri ha pareggiato col Prata Falchi 2-2, naturalmente in prima categoria, no, promozione, scusatemi, sì che mi sto sbagliando. Ah no, qua è sia WhatsApp che SMS, ma torniamo a leggerlo, che bello. Per il bassista Enrico, papà sei bellissimo, ti voglio bene. La tua piccola grande vittoria, 5 anni. Ecco. Va bene, lo ammetto, le ho pagate. Ma era peggio se Soprattutto perché arriva adesso un saluto da tua figlia Ilenia. Esatto. E poi questo è bellissimo. Ciao, mi puoi dare l'indirizzo dove viene trasmessa la trasmissione di oggi? Devo portare la figlia. Probabilmente era tuo papà che ha scritto qua. Ah, no, non so. Non lo sai. Può no. essere. E se lo sai neghi tutto. Sì. Anche l'evidenza. Benissimo. Allora, c'è la pubblicità, ci vediamo tra poco. Birrette? Beh, io direi proprio di sì. Cioè. Ci vediamo tra poco. Come se non ci fosse un domani. Gli esperti siamo noi, Zanetti Expert Pordenone, uno showroom con i migliori televisori, anche 4K, la telefonia con telefoni e tablet di ultima generazione, computer per ogni esigenza, tutti i migliori elettrodomestici, anche da incasso e sistemi hi-fi per i veri intenditori, sempre con grandi occasioni su grandi marche, il vostro negozio di fiducia, Zanetti Expert Pordenone.
Ancora pochissimi giorni. Le grandi occasioni al centro specifico del sonno. Ancora per pochi giorni, sconti fino al 50% su tutti i prodotti Dorelan esposti. Letti, materassi, reti, guanciali, ad un prezzo incredibile. Fino al 50% di sconto, con la solita ottima qualità che ci contraddistingue da sempre. E grandissime offerte anche sulle poltrone alza persona. Vi aspettiamo al centro specifico del sonno. Ecco perché mi fido della qualità. Dal mare al peschereccio al banco. Bottega del Pesce. Ogni giorno il pesce freschissimo del nostro mare. Per cucinare ottimi piatti di pesce. O, se preferite, le nostre specialità cotte, pronte da mettere in tavola. Bottega del Pesce. Ogni lunedì anelli fritti, patate e polenta a 5 euro. I mercoledì grigliata mista a 12 euro. Il venerdì la vera paella. E ogni giorno tantissime altre specialità pronte per voi. Bottega del Pesce, crudo o cotto, il pesce migliore. Potenza, qualità, suono. Personalizza la tua auto. Extreme Car Audio, per ascoltare la tua musica alla massima qualità, con la potenza che preferisci. Extreme Car Audio. Moreno e il suo staff vi aspettano per illustrarvi tutte le novità del car audio, i migliori prodotti per il tuo impianto Hi-Fi Car, anche specialisti negli antifurti con le nuove telecamere ad alta risoluzione. Extreme Car Audio, gli specialisti dell'Hi-Fi Car. La sicurezza di affidare i tuoi prodotti in mani sicure, con la certezza della consegna nei tempi prestabiliti. STIP, servizio di trasporti nazionali, servizi groupage e collettame da e per tutte le località, servizi di lotti e carichi completi, servizi di trasporto espressi e dedicati, STIP spedizioni, consegne dirette in Russia, door to door, anche spedizioni marittime ed aeree. STIP spedizioni, le tue merci in mani sicure. Ciao, siamo la Barber Company. Tante persone si chiedono perché venire da noi. Innanzitutto siamo i massimi esperti nel mondo delle barbe. Poi facciamo vivere delle esperienze e delle emozioni uniche. Non le possiamo raccontare, le potete solo che vivere. Vi aspettiamo numerosi. PS, vi racconto una piccola cosa. Creiamo dipendenza, fate attenzione. Vi aspettiamo nei nostri barber di San Vito al Tagliamento e Pordenone. Una scelta incredibile, prodotti genuini, sempre freschissimi, le nostre pizze sempre più buone, sempre più numerose, al buon gustaio, una varietà incredibile di pizze per soddisfare qualsiasi palato, con diversi impasti ed in diversi formati, al buon gustaio, anche servizio catering, rinfreschi e buffet per grandi occasioni o per piccoli aperitivi. Inoltre prepariamo pranzi o cene per asporto o anche solo qualche pietanza richiesta. Al buon gustaio, più buono di così. Bella questa inquadratura, notevole. Eccoci qua. Bellissima notizia. Allora, diventi rossa? Ma dai. Ma non ti crede nessuno. Allora, Pordenone 1, Maceratese 0 al 24esimo. Pordenone ancora in attacco, aveva ancora un'azione da gol pochi istanti fa mentre eravamo in pubblicità. Adesso è la Maceratese sulla sinistra, sì. Cross al centro, Tomei sicuro blocca. E in questo momento il Mestre è in vantaggio sulla Carini Pivigina. Vabbè, ma ovvio, cioè, io conosco il regista, so che è appassionato delle mie gambe. Delle tue gambe, vabbè. Sai, a ognuno piace ciò che piace, vero Mirko? Esatto, l'abbiamo detto prima. Quindi, allora, come ho appena detto, aggiornamento per quanto riguarda la Serie D, ve la do al volo perché c'è il Mestre in vantaggio sul Carini Pivigina 1-0 con gol di Beccaro. L'avevo detto prima, il Venezia in vantaggio per quanto riguarda in Lega Pro. Dov'è? Eccolo qua, che si aggiorna, perfetto. Venezia in vantaggio 1-0 con Lumezzane. E invece in Serie D vediamo se sono cambiati altri risultati. No, guardo la Pergolettese ed è in vantaggio, scusa, il pareggio, ma non c'è il gol di Mascia, quindi la Pergolettese la 1-1 la Pergolettese. Pergolettese che ricordo solo perché gioca il marito della Mara. Ecco, tu 1-1. Il marito di Mara gioca nella Pergolettese, esatto. Che è una squadra che sapete dov'è la Pergolettese? Di calcio, sì, d'accordo, e gioca in... Non lo sai. Seguo il calcio. No, non segui il calcio? Cioè, tu segui il calcio? Io più o meno. Più o meno, quindi la Pergolettese saprai che è della città di
Questo non lo Di so. no, non lo so. Isabella, tu c'eri l'altra volta, dovresti saperlo, l'avevamo Esatto, detto. l'abbiamo detto. Non ci faccio caso. Allora, lei oramai è diventata la lettrice ufficiale di messaggi e quindi... Un saluto a Mirko, Ale Marco e al Paglia. Dai vostri... Si è spento. Si è spento. Si è emozionato anche il telefono. che hai. Dai vostri fan di Udine, Barbara Michaela e Giovanni. Bene, grazie. Grazie. Allora, chi è il Paglia, scusate? Il Paglia è lui. È lui. Allora, e chi è Barbara e Michaela? Di Giovanni non me ne No, frega queste niente. sono le amiche che hanno scritto. Sì, chi sono? Dei ragazzi che ci seguono spesso nei nostri Ah, live. ecco. Allora, visto che continuano messaggi per loro, è giusto che loro facciano il primo pezzo, no? Sì, Quindi, ricordiamo, bene. Tra Palco e Realtà, tributo a Liga Bue, da che anno, Mirko? Dal 2005, la Dal prima du- data era il 2005. Quindi 2005-2017, quanti anni? 12. Benissimo. 12 anni che rompiamo le balle in giro. Beh, ma mi Nostro sembra che Ligabue. insomma fate un sacco di concerti, no? Finché ci divertiamo andiamo avanti. Ecco. Allora, cosa ci proponete? Allora iniziamo con Un colpo all'anima. Benissimo. Brano del 2010. Prego, maestri. Tutte queste luci, tutte queste voci, tutti questi amici, e tu dove sei? Tutto questo tempo pieno di frammenti e di qualche incontro, e tu non ci sei. Tutte queste radio piene di canzoni che hanno dentro un nome, ecco chi sei. Non ti sai nascondere per bene. Quante volte sei passata, quante volte passerai, e ogni volta è sempre un colpo all'anima, all'anima. Tutto questo posto forse è troppo visto, deve avere un guasto e tu non ci sei. Tutte quelle case piene di qualcuno, e fra quel qualcuno tu con chi sei? Tutte queste onde pronte a scomparire, resta solo il mare, quanto ci sei? Non ti sai nascondere davvero. Quante volte sei passata, quante volte passerai, e ogni volta un colpo sordo all'anima, all'anima. Quante volte sei mancata, quante volte mancherai, un colpo al cerchio ed un colpo all'anima, all'anima. Bellissimi. Grazie. Ma come mai non c'era Ligabue tra i super ospiti di Sanremo? Perché c'è stato 2 anni fa. 2 anni fa? Quindi Quindi la dici... stessa minestra poi riscaldata. Beh, però, siccome è successone che poi ma credo farete che abbia- che No, ma sai perché del credo che abbia venerdì- ancora Giovanni, sai problemi. perché non è andato? La verità? Perché l'avevano chiamato di venerdì. Venerdì, quindi ha fatto una richiesta esplicita il venerdì. E lui al telefono gli ha cantato la canzone nuova. Ecco, è stata scritta per Sanremo quella canzone perché l'avevano invitato di venerdì. Allora, arrivano ancora messaggi. Vediamo La cosa nostra scrive il lettrice Paglia tra un po'. ufficiale di messaggi. Un bacione amarissima, Oscar da Palmanova. Ecco, Grazie. ecco. Chi è Oscar? Oscar è È un altro brasiliano dal nome. Ah, no. No, è un caro amico di Palmanova. Adesso voglio vedere se riesci a leggere questo messaggio qua, naturalmente per Enrico. Palloncini. Palloncini. Neri. Palloncini neri. Cioè, adesso devi raccontarci che razza di fan hai, una che ti manda 2 palloncini neri. Saluto, ringrazio. Ciao cara. Oh. Sempre molto originale, saluta e ringrazia tutti quanti lui. No, perché poi lei è testimone che arrivano tutti da numeri diversi, cioè non c'è un messaggio Attenzione, ripetuto. attenzione perché Attenzione. c'è un sbaglio del portiere della Maceratese e c'è il Pordenone Berrettoni. Tentativo di ala. Peccato Peccato perché era una buona occasione con uno sbaglione del portiere che ha rimesso il pallone male e il Pordenone poteva approfittarne, ma non
è andata così. Al 30° del primo tempo, quindi Pordenone 1, Maceratese 0, che prova un contropiede in questo momento contro i padroni di casa. Attenzione! Aia, parata di Tomei. Brava. Ha ancora un messaggio per Enrico. Oh signore. Io un palloncino nero. Beh, io con immutata stima ringrazio e saluto. Secondo me la prossima canzone non ce la farà farla perché... Secondo me gli ultimi messaggi ti seguono dal centro igiene mentale, dal CIM. Non riesco a capire io alone. È per quello che dopo ci ritorna Attenzione, anche il Paglia. lei sa, quindi parla. È un acronimo, vuol dire You Only Live Once. Quindi? Quindi tu vivi una volta sola. Beh, applausi. Ciao, ha vinto, ma chiudiamo qui la trasmissione, ce ne andiamo. Allora, sono Io venuti... vi do che il Torino Sì. è in vantaggio sul Pescara. Ok, tra poco allora facciamo un aggiornamento riepilogativo perché siamo oltre il 30° per chi è cominciato alle C'è un 14:30. corner a favore del Pordenone in questo momento. Lo seguiamo, ma seguiamolo, io direi dai. proprio di sì, Seguiamo il perché Pordenone. prima ha portato bene non seguirlo e quindi adesso lo seguiamo. Lo seguiamo, infatti porta male perché esce il portiere, respinge ma l'azione rimane in attacco per il Attenzione, Pordenone. Berrettoni perde il controllo, era veramente davanti al portiere da solo. Vabbè, la partita è lunga. Sono venuto a trovarsi gli amici della Combat Gym di Fiume Veneto. Un applauso agli amici della Combat Gym, questa associazione sportiva di arti marziali. Ecco, allora andiamo io in vado dalle curva sud, ragazze. esatto. E fai in modo che Mi guardino metto dall'altra qui. parte. Ecco, perché sono andata a dormire alle 2:30 e sono stanca. Sono con Anna e con Federica. Esatto. Buon pomeriggio ragazze, poi ci spiegherete perché siete già state con noi a Alzano, però è bello ogni tanto ritrovarci di nuovo, così parliamo della difesa personale femminile, visto che si sentono ogni giorno grandi problemi. È arrivato anche chi paga, l'ufficiale pagatore Massimo Bazzoler, un applauso a Massimo, grazie Massimo. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Oh, come al solito un piacere, ti abbiamo monopolizzato la terrazza, Si vede. che è bellissima. Io avevo proposto prima, allora sono testimoni, di aprire fin il tendone là e spostarsi anche un po' in strada. Addirittura? Sì, ma mi hanno detto che non si poteva fare, non lo so perché, era così carino. Beh, ti ricordo che Non si può fare. ti ricordo GP che prima è passata una... Berrettoni in attacco, tiro, no, dopo il portiere, mamma mia. Scusa se intanto ti sputacchio, No, è che devo regolare il volume, guardo e ok. No, ti dicevo che prima è passata una macchina e un altro po' veniva giù questo studio. Sì, anche prima che... Vabbè. Allora, ancora 1-0 per il Pordenone, ricapitoliamo. Ah, no, perché poi chi c'è qua nella anche Combat Gym, Davide. scusami? Esatto. Ah, guarda che il microfono tu, ecco. C'è anche Davide che però lui più che difesa personale mena proprio perché lui fa kickbox. Ah, tu meni e tutte proprio? quelle Sì. discipline. Io seguo la parte agonistica. Guarda là. Io seguo la parte agonistica per la kickbox, Muay Thai, K1 alla palestra Combat Gym di Fiume Veneto e noi iniziamo a seguire già dai bambini che più che altro lo prendono come gioco. Certo. Per salire man mano con l'età e andare dalla fascia intermedia che inizia a lavorare proprio come attività sportiva e infine come agonisti, qui sono qua per rappresentarli, e infine abbiamo anche 2 atleti impegnati nei migliori circuiti europei nelle MMA e basta. Ecco, che poi ci spiegherai bene che gusto si prova a fare la MMA, no? Dove ricordiamo che è uno sport dove tutti i colpi sono ammessi. Sì, ma io non faccio. Tu non la fai? No, No, perché, per me. perché vabbè, no, dico, Noi li abbiamo avuti ospiti già in trasmissione, tra ma l'altro, dico, questi 2 atleti. lì, In correggimi se... esclusiva per voi, solo l'altra domenica gli atleti. Abbiamo Guarda persa. che l'abbiamo ti mando persa. a Cologno Monzese. Allora, senti, no, come mai? Fermo. Cosa succede? Triestina in vantaggio con l'Este 1-0. Allora un applauso agli amici della Triestina, dai, che chi ha giocato 1-1 si porta a casa 6 bottiglie di vino, ha continuato a giocare, si può giocare fino all'inizio dei secondi tempi, quindi c'è tempo per portarvi a casa. In questo caso quindi nel gioco 1-1. No, torniamo alla MMA, no? Che non è una droga ma è uno sport. No, perché c'è una roba simile che è una droga. Ma fa male anche l'MMA come le droghe, perché ti meni, ti sarcati di botte dappertutto. Non fanno male. Non fanno male?
male? Microfono dritto. Non fanno male perché guarda che ti mena. Durante gli allenamenti, oltre che a darle, ti insegnano come prenderle. Ah, benissimo. E quindi ti fai male durante gli allenamenti, ma dopo durante la gara non ti fai più male perché questo è un po' il concetto. Cioè, io non lo senti più che altro. Non lo senti. Magari lo senti dopo, quando è finito tutto. Sì. Vabbè. Basta. Allora, abbiamo degli aggiornamenti, Carlo? Facciamo un riempino. Sì, ce li ho. dai. Allora partiamo dalla Serie D, quindi Tamai Alto Vicentino 0-0, Montebelluna Capodarsego 0-0, Mestre 2, Carini Pivigina 0, Triestina 1, Este 0 con gol di Franca, tra l'altro. Franza. Si scrive Franca, ma è Franza perché è Brasiliano. Che due maroni. Pronuncia. Sei brasiliani. No, è brasiliano. Franza è brasiliano. Va bene, Franza. Poi Vigasio Legnano 0-0, Calvino Ale Unione Arzichiampo 0-2, Virtus Vecom Verona Vigontina 2-0 e Abano Calcio Cordenons 0-0. Per quanto riguarda la Lega Pro, in questo momento gli unici due risultati cambiati sono Pordenone che vince in casa con la Maceratese 1-0, il gol di Semenzato, e il Venezia che vince fuori casa a Lumezzane 1-0. Serie A, eccellenza per il momento qualcosa? no, tutto 0-0. Serie A al volo, ricordo prima il Torino è passato già sul 2-0 sul Pescara con gol di Falque e Aieti. C'è scritto qua. Del Pagnacco ancora non sappiamo niente. Del Pagnacco ci devono arrivare notizie. In che categoria gioca? Che categoria è il Pagnacco? Prima, seconda. Adesso chiedo lumi alla regia. Lucia, in che categoria gioca il Pagnacco, per cortesia? Ignoro, stavo pensando ad altro. Traversa. No, gol del Pordenone. Annullato. Ma non vale. Annullato. Ok, fuori gioco. No. Vediamo perché. Adesso fuori i gioco. tecnici guardano il replay, vediamo se è da annullare. Fuori gioco. Sì, fuori gioco. Sì, fuori gioco. È partito prima. Partito molto prima ed era al di là e quindi fuori gioco. No. Vabbè, comunque il gol annullato. Ha ragione l'arbitro? Assolutamente. Una volta tanto diamo ragione agli arbitri. Annullato il gol ad Arma a Pordenone, quindi il risultato invariato 1-0. Voi sapete che cosa c'è tra 2 giorni? San Valentino. San Valentino e noi siamo alla panetteria, la nuova panetteria, dove potete trovare in tutti i punti vendita in giro la nuova panetteria, quindi tra la provincia di Udine e la provincia di Pordenone. Andate sul sito, trovate tutti gli indirizzi, ben 27 punti vendita, tantissimi. Bello il passaggio di Arma. Sì, non che c'è Pordenone alla nuova panetteria. Capolavoro di Arma, perché ha fatto un passaggio di petto meraviglioso. Sì, Jacopo che sta guardando in maniera corvina non so chi, ma non importa. Io, ma è il cavo che... questa volta il cavo non lo sto toccando. Dicevo che c'è San Valentino e trovate un sacco di idee, Mara, vero? A San Valentino per fare qualche presente, regalino. C'è il Charlins Muzzana in vantaggio sul San Luigi 1-0. Benissimo, il Charlins che vediamo se riesce a portare a casa oggi una partita, esatto. Una vittoria. E tante idee regalo per San Valentino. Esatto. Alla nuova, perché dico antica? Io però aspetterei un secondo perché c'è una punizione interessante. Non mi fanno parlare di San Valentino perché c'è il Pordenone. Abbiamo capito che non lo festeggi, sai? No, io lo festeggio e come, però in questo momento c'è un Pordenone, molto più interessante il Pordenone. Appena fuori dall'area, sui 25 metri, cross al centro, secondo palo, la Maceratese sbroglia, ma Berrettoni va in acrobazia e niente. Per niente. Quindi se avete il moroso, l'amorosa, il moglie e la marita... anche un amico che gli volete bene. Sì, basta. anche l'amico, come tante nostre amiche che vengono a trovarci, che hanno gli amici più amici degli amici. Ho il fidanzato ufficiale. No? Ecco. Per chi ha un fidanzato ufficiale su Facebook non può non festeggiare il San Valentino, ecco. Perché lo sappiamo, poi non postate la foto che festeggiate, quindi... E allora adesso io vorrei sapere, ad esempio, tu cosa fai a San Valentino? Vado a scuola. Ho scuola. Vado a scuola. Fino a mezzanotte si chiude a scuola. Dai, non lo so, devo ancora decidere. Sì. Con chi uscire devi decidere? No, esco con mio moroso, però devo scegliere. Moroso ufficiale? Sì, dai. Anche lui. Non l'ha detto molto convinto. Sì, esatto. Devo dire la verità, no? No, sì. Sì, con lui. E stai insieme con lui da quanti? 2 o 3 giorni? 2 anni. Attenzione. Qui è ufficiale. 2 anni. Qui è ufficiale. Qui è ufficiale. 2 anni. Adesso scrive È già. suo fratello. Chi è? È suo fratello. È tuo fratello? Vabbè, ma allora adesso scrive chi era, Giuseppe o Giacomo? Giacomo. Adesso scrive già. Tu invece cosa fai a San Valentino? Io sono dal dentista. E vai!
Beh, l'ha scelto, guarda che i dentisti hanno un sacco di soldi, quindi il tuo fidanzato è un dentista? No, No. io non ho il fidanzato, tempo. Non hai il fidanzato, attenzione, clamoroso. Perché ti distrai tu? Perché stiamo Una guardando- volta tanto che dovevi intervenire, ti fai i cazzi tuoi con perché Carlo, stai non ho guardando capito. la pergolettese. Ma chi se ne frega della pergolettese? Ok, dimmi. Abbiamo una ragazza single. Oh! Non si succede dal 2010-2011 di avere una ragazza single È in vero, trasmissione. è vero. Fermi. E quindi? Cordenons in vantaggio. Grande Ah, Cordenons! E allora abbiamo, non so, qualche ragazzo che gioca nel Cordenon single da fargli presentare? Facciamo una grande asta dell'altra domenica e mettiamo all'asta la ragazza, visto che è Esatto, single. il ricavato andrà in beneficenza. Allora, qua arriva Valentina. Valentina, che sei tu Valentina? Lei. No, Sì. Valentina. Allora, leggi tu sei la lettrice ufficiale dei messaggi. No, tieni in mano il mix. Valentina, sei bellissima, raccontaci come hai iniziato a fare sfilate. Ecco, questo ce lo racconti da dopo, perché adesso ce lo racconti perché non hai il fidanzato, ovviamente. No, non lo so, sto bene Non- single. Sto bene single, però Ho hai un tempo. amico più amico dell'amico? No. Tu invece, poi ci racconti. Tu invece a San Valentino che fai? Io non faccio niente perché il mio fidanzato non c'è, è a Padova. Esci con Giacomo. E quindi essi con Chi è Giacomo. Giacomo? È quello di 2 domeniche fa che Giacomo, che ha quando eravamo a scritto. Gleris che ha scritto Giacomo. Giacomo, allora c'è Isabella che è da sola a San Valentino. Ecco. Se ci scrivi esci con lei il giorno di San Valentino, Che no? sono da sola. Che Giacomo è l'amico di Laura, Sì, mi ricordo, che è sì, l'amico sì, più sì. amico L'amico del più fidanzato amico, ufficiale, esatto. capito? Questo è il Esatto. concetto. Io voglio dire che se c'è qualche interista l'Inter vince 1-0 con l'Empoli. Bene. Calcio minore. Abbiamo ancora un messaggio, prego. Ciao ragazzi, siete bellissimi e bravissimi tutti. Buona trasmissione Arianna. Allora, Arianna, dovresti specificare chi è bellissimo. Tutti. No, ma tutti, no, tutti. non è possibile. Aveva Perché- scritto il Paglia sicuramente all'inizio. Perché abbiamo Enrico che secondo tutto è il più bello di tutti, no? Perché Sì. fino adesso Enrico è il più... Esatto. Quindi non è tutti... È scritto qua. Io non me li scrivo da solo gli scritto sms. Rihanna, non è Gli che- sms. Poi li legge lei, scusa, Li leggessi io, li legge lei. Lui carmeggia col telefono, secondo me. Lui- No, perché il suo numero non è lui. E poi, invece tu a San Valentino, cara mia Stella? Niente, rimarrò a casa a mangiare. Ah, beh. Nutella. Che Nutella. che vita intensa queste ragazze, Ma in fin dei conti basta a Roma. Senti, Ah, ma dunque. Davide invece cosa farà? Allenamento. Ecco, Grande. naturalmente con una delle due amiche, perché a San Valentino ti alleni con una ragazza. Non lo so. Non lo sai? Non lo so. Ma se ti alleni con una ragazza, cioè c'è qualcuna che te le dà in palestra di ragazze? Sì. C'è qualcuna che te le dà, sì, no? sì, Ah, sì, bon. sì. No, perché ci deve essere la parità dei sessi, no? esatto. Cioè, non è possibile. Effettivamente nel corso che facciamo noi non ci sono altri ragazzi, però il corso loro è molto, molto misto. Quindi sì, è un'arte marziale comunque anche femminile. Certo. Prossimamente vedrete durante il nostro programma dei servizi che faremo proprio da Giambattista presso la vostra associazione sportiva, che vi ricordiamo è qui a Fiume Veneto, ricordiamolo, Combat Gym. Giambattista oggi non può esserci perché ha un altro impegno, probabilmente le prossime puntate ci sarà. Scusatemi, arriva un E lo messaggio. salutiamo nel frattempo. Sì. Arriva un messaggio, questo devo capire che problemi... Questa penso, devo capire che problemi ha. Cosa pensate di Freud? Di? Freud è un filosofo. Ah, certo, lo Spiega so. prima- Sì, se non te lo dico Spiega io. prima il fatto che È uno- nessuno è sapeva uno- rispondere alla domanda di Shakespeare. Quindi... Cioè, è l'inventore Eva, della cosa- psicanalisi. Aspetta, ci facciamo Beh, rispondere. aspettiamo cioè, visto che chi ha citato c'è anche Jung di mezzo, no? Allora, Sì, esatto. siccome giocavano a ping pong con la psiche umana, l'uno proponendone una realtà carnascialesca, junghiano, Yeah. e invece il freudiano ne proponeva una realtà più metafisica e più introspettiva. Però qui è l'altra domenica, cortesemente. Esatto. No, è che mi sono perso a Freud e a Jung li lasciamolo nell'etere. È che mi grazie. sono perso a Young. Ecco. Forever Young. Bravo. Allora, Oh, benissimo. io con lui. Quindi Vado a Eva, nozze. cosa ne pensi di Freud? A questo punto qualcuno deve rispondere.
È un genio. Non saprei, è Non un saprei. genio, è un genio, È un come genio. dice Carlo. Possiamo citare anche un masterpiece, un libro molto importante di Freud, anche no. Vero Jacopo? Bene. È meglio di Allora, no. Oggi intervengo pomeriggio. io a gamba tesa e do un po' di risultati. Benissimo, che poi andiamo in pubblicità, vai. Esatto, allora per quanto riguarda Ah, la aspetta. Serie A, Devi leggere la visto l'esultanza di prima, ripeto, l'Inter in vantaggio con l'Empoli 1-0. Aspetta, c'è qualche interista in questo... I capitani. C'è. Aspetta. Posso farti una domanda? Perché? Che infanzia hai avuto? Di fare l'Inter. Zio interista, nonno milanista e padre juventino. Tu con 3 scelte sei finito sull'Inter. Sì. Sì, mica la Juve che vince sempre dappertutto, il Milan che vince Coppa. Corva, no? Ah, perché Nel frattempo è terminato il Pordenone Maceratese, quindi primo tempo 1-0 per il Pordenone. Allora, velocemente, dai. Vai. Inter-Empoli 1-0, il Palermo che perde in casa con l'Atalanta 1-0, quindi per il Palermo ormai la Serie B è quasi fatta. Sassuolo Chievo Verona 0-0, Torino 3, Pescara 0, e anche per il Pescara mi sa che la Serie B esatto. Per quanto riguarda invece la Lega Pro, allora Mi dicono che devi alzare un po' la testa. Per leggere devo guardare quello che o altrimenti faccio così. No, se no, facciamo leggere a lei, che oramai è diventata la lettrice ufficiale, facciamo leggere tutto a lei. Cioè, io vi odio, io Aspetta, so che visto sono in televisione. Aspetta però... un attimo. Ciao GP, un saluto da Sumalatu. Da Sumalato, gli amici della Barber Company. Ciao Francesco. Sai perché c'è scritto? No. Perché lui piacciono le belle donne e sta rosicando perché io sono in mezzo a tutte voi, capisci? Solo per quello ha scritto, non per altro. La finiamo questi risultati? Sì, allora Sant'Arcangelo Bassano 1-0 per quanto riguarda la Lega Pro, poi Padova 1, Gubbio 0, Pordenone 1, Maceratese 0, Lumezzane che perde in casa con la Venezia 1-0. Questi gli unici cambiati per quanto riguarda la Lega Pro. In Serie D, girone C, cos'è eccolo cambiato? qua. È cambiato. Diamo solo le partite che sono invariate, Esatto, no? quindi sì, Mestre 2, Carini Pivicina 0, Triestina 1, Este 0, Calvino che perde in casa con l'Unione Arzichiampo 2-0, il Virtus Vecom Verona 2-0 sulla Vicontina e il Cordenons 1-0 sull'Abano fuori casa. In eccellenza non succede nulla. No, c'è solo il risultato del Cerlins che sta vincendo 1-0 con gol di Zanon. Bene, allora noi ci fermiamo per un attimo, c'è la pubblicità, continuate a mandarci, siete veramente in tanti oggi a mandarci messaggi, siccome lei ha preso gusto a leggerli, no? Secondo me è per mandate quello ancora che ci messaggi rimandano. perché... come scusa? Secondo me è per quello che ci rimandano, perché c'è una donna che li legge. Sei un po' bastardo. Lo so. Vabbè, allora... Colpa di Freud. Mirko, digli qualcosa per cortesia. Il Pagnacco? Pagnacco cosa fa? Allora, il Pagnacco ho chiesto ma non pervenuto, quindi credo ancora 0-0. Allora, io adesso tra poco vedremo anche Eva in delle bellissime esibizioni. E quindi adesso io vado a scaldarla, nel senso vado con lei che si deve un po' scaldare. Pubblicità! Capite? Gli esperti siamo noi, Zanetti Expert Pordenone, uno showroom con i migliori televisori, anche 4K, la telefonia con telefoni e tablet di ultima generazione, computer per ogni esigenza, tutti i migliori elettrodomestici, anche da incasso e sistemi hi-fi per i veri intenditori, sempre con grandi occasioni su grandi marche, il vostro negozio di fiducia, Zanetti Expert Pordenone. Pochissimi giorni, le grandi occasioni al centro specifico del sonno. Ancora per pochi giorni, sconti fino al 50% su tutti i prodotti Dorelan esposti. Letti, materassi, reti, guanciali ad un prezzo incredibile. Fino al 50% di sconto, con la solita ottima qualità che ci contraddistingue da sempre. E grandissime offerte anche sulle poltrone alza persona. Vi aspettiamo al centro specifico del sonno.
Ecco perché mi fido della qualità. Dal mare al peschereccio al banco, Bottega del Pesce. Ogni giorno il pesce freschissimo del nostro mare. Per cucinare ottimi piatti di pesce. O, se preferite, le nostre specialità cotte, pronte da mettere in tavola. Bottega del Pesce. Ogni lunedì anelli fritti, patate e polenta a 5 euro. I mercoledì grigliata mista a 12 euro. Il venerdì la vera paella. E ogni giorno tantissime altre specialità pronte per voi. Bottega del Pesce, crudo o cotto, il pesce migliore. Potenza, qualità, suono. Personalizza la tua auto. Extreme Car Audio, per ascoltare la tua musica alla massima qualità con la potenza che preferisci. Extreme Car Audio. Moreno e il suo staff vi aspettano per illustrarvi tutte le novità del car audio, i migliori prodotti per il tuo impianto Hi-Fi Car, anche specialisti negli antifurti con le nuove telecamere ad alta risoluzione. Extreme Car Audio, gli specialisti dell'Hi-Fi Car. La sicurezza di affidare i tuoi prodotti in mani sicure, con la certezza della consegna nei tempi prestabiliti. STIP, servizio di trasporti nazionali, servizi groupage e collettame da e per tutte le località, servizi di lotti e carichi completi, servizi di trasporto espressi e dedicati, STIP spedizioni, consegne dirette in Russia, door to door, anche spedizioni marittime ed aeree. STIP spedizioni, le tue merci in mani sicure. Ciao, siamo la Barber Company. Tante persone si chiedono perché venire da noi. Innanzitutto siamo i massimi esperti nel mondo delle barbe. Poi facciamo vivere delle esperienze e delle emozioni uniche. Non le possiamo raccontare, le potete solo che vivere. Vi aspettiamo numerosi. PS, vi racconto una piccola cosa. Creiamo dipendenza, fate attenzione. Vi aspettiamo nei nostri barber di San Vito al Tagliamento e Pordenone. Una scelta incredibile, prodotti genuini, sempre freschissimi. Le nostre pizze, sempre più buone, sempre più numerose. Al Buon Gustaio, una varietà incredibile di pizze per soddisfare qualsiasi palato, con diversi impasti ed in diversi formati. Al Buon Gustaio, anche servizio catering, rinfreschi e buffet per grandi occasioni o per piccoli aperitivi. Inoltre prepariamo pranzi o cene per asporto o anche solo qualche pietanza richiesta. Al Buon Gustaio, più buono di così. Bentornati all'altra domenica. Leggiamo qualche messaggio? Non so, ci sei? Non lo so. GP? Sto cercando. Che c'è? Scusa, se mi elargisci il microfono perché abbiamo la nostra lettrice ufficiale. Elargisci. Ha mangiato il vocabolario stamattina? Mi sono sentita nominare Ciao GP, tutta la redazione di Pordenone, Peter e Cinzia e tutte le ragazze, Laura. Ah, Laura, l'amica di Giacomo. Ah, la salutiamo. Che ricordiamo che ecco, allora Laura, dici se passi San Valentino col fidanzato con Giacomo, no? Che sarebbe interessante, perché se eventualmente non lo passi con Giacomo, lo puoi gentilmente cedere Giacomo a Isabella, che è senza fidanzato, vero Jacopo? Perché... No, parliamo di Giacomo, facciamo la rubrica al punto G. Il punto Giacomo, benissimo, facciamo la rubrica al punto... Ma sai che Laura ha detto che la prossima volta viene in studio e ti fa un ritratto in diretta. Che bello! Fa la pittrice? Sì, è bravissima. Porca miseria, anche il ritratto. Vabbè. Poi c'è un bellissimo messaggio, questo lo leggo io perché mi hanno scritto di leggerlo. Ciao GP, parliamo di cose serie. Fai gli auguri alla mia nonna che ieri ha fatto gli anni, alla nonna Mina, auguri dai suoi meravigliosi nipoti, by Cose Grosse. Auguri nonna, auguri un applauso alla nonna di Cose Grosse. Potevi dirci anche quanti anni ha compiuto, no? Perché gli anni delle nonne si dicono sempre, no? Quelli delle donne no, ma delle nonne sì. Vabbè, allora Eva, ma com'è che una bella donna come te, così giovane, si avvicina alle danze orientali? Perché di solito le ragazze della tua età, corrigetemi se sbaglio, fanno hip hop, reggaeton, R&B. Poi Enrico, tu che sai? Tango, è vero, anche il tango argentino, è vero. Sì. Tu invece come mai hai scelto le danze orientali? Perché ho sempre ammirato l'Oriente, sono sempre stata affascinata da questo mondo e quindi ho deciso di iscrivermi 3 anni fa e tuttora ballo, danzo e cerco di imparare, di migliorarmi sempre.
Allora, arriva un messaggio da tua sorella, ciao Sandra, volevo sapere del calcio quanti punti a Udine, Fiume Veneto, Pordenone. Cosa significa? Quanti punti all'Udinese? 28. Il Pordenone non me lo ricordo, Fiume Bannia neanche. Non ce li ho. Fiume Bannia, so che ha pareggiato ieri nell'anticipo. Sì, però comunque l'Udinese ne ha 28. 28 e ferma ormai da 2 domeniche. 29 l'Udinese. Lo sa lui Fiume Bannia quanti punti ha? Non lo so sinceramente. Non lo sa neanche lui. Il Pordenone, prova a vedere il Pordenone che non mi ricordo quanti punti ha. Vado subito a vedere la classifica. E poi tra parentesi sta vincendo, ricordiamolo, il Pordenone. Esatto, il Pordenone sta... No, sono nella... Scusate. Sì. Pordenone in questo momento sta vincendo 45 punti 45. E quindi vuol dire che ricordiamo che deve vincendo, recuperare la partita esatto. col Teramo, che la recupera quindi tra potrebbe 2 essere mercoledì. in seconda posizione col Padova. Ecco, e poi arrivano altri messaggi, li vediamo dopo. Il Fofana Fredda Il Fofana Fredda sta perdendo con la Gemonese 1-0. Oh, ma perché dobbiamo dire così? Gemonese, sono gli amici di Gemona? No, ma io sono amica del mister Fontana Fredda. Vabbè, è un problema tuo. Ma chi se ne frega, voglio dire, non ho capito. Posso manifestare che mi dispiace, insomma, ognuno ti fa quello che vuole. Allora. Udinese, Fontana Fredda, io, tu quello che vuoi. Scusa Eva che dobbiamo leggere un messaggio. Cosa sta facendo il Foggia? Carlo, cosa sta facendo il Foggia? Stesso risultato del Pagnacco. No, il ma Pagnacco. il Foggia ha giocato ieri. Ecco. Se non... Ah no, il Foggia gioca oggi, scusate. Gioca oggi, cosa sta facendo Ha ragione, il Foggia? Lega Noi Girone C. Informiamo gli amici a casa, c'è chi segue anche il Foggia. Foggia. Vediamo Dov'è il cosa sta facendo il Dov'è Foggia. il Foggia? Sempre oggi. Foggia sta perdendo, è finita, ha perso col Taranto 2-0. Ecco, il Foggia ha perso col Taranto 1-0, quindi derby pugliese. Allora, torniamo a Eva, no? Meglio. Quindi tu hai cominciato 3 anni fa, ci dicevi? Sì, 3 anni fa. Sì. Ecco, come si dice, è faticosa questo tipo di disciplina? È impegnativa e ci vuole molta costanza, come in tutte le cose d'altronde, però quando una persona ha una passione io penso che ne valga la pena. Allora, cosa ne dite di vedere un'esibizione, una delle prime esibizioni Anche di sì. Eva? Allora, se la regia... Ecco Eva, allora, ovviamente lei si deve preparare, prima ho fatto io con lei scratching, training e quant'altro, durante la pubblicità. Ma sei fuori. Dire che il Corva sta vincendo? Corva sta vincendo. Corva sta vincendo, benissimo, con chi? Col Ceolini. Col Ceolini. Corva, ti è arrivato adesso un messaggio infatti, chi me l'ha mandato non lo so, Corva Ceolini 1-0, benissimo. Adesso a me viene l'infarto, ma non importa, adesso, adesso capirete perché. A me no, perché sono più giovane. Ricordiamo a lei Lisa che non c'è niente di che. A me, no, ma io sono protetto, Anche se tranquilla, lei sarà lì davanti. A me l'infarto non viene. Ecco. Tu non guardare perché alla tua età certe cose fanno male. Ma no, è giovane. Ha 18 anni per quello. È giovane. Sei abituato a menare. Ma, boh, dai, dettagli. Va bene, allora Lucia, mettiti d'accordo con Eva Bellotto e Danze Orientali, prego.
E un applauso per Eva Bellotto, bellissimissima questa esibizione di danze orientali. Grazie. Bravissima Eva, io sono qua con i ragazzi che sono arrivati all'interno, così, della nuova panetteria. Abbiamo una tifosa del Pordenone con tuta regolamentare che seguirà con noi probabilmente il secondo tempo. Grazie ancora a Eva, bravissima. Non è caduta la spada? No. Bene, bravissima, complimenti. Io dovrei andare. Allora, io devo dare un po' di risultati. Sì, tu dalli che adesso andiamo qua che abbiamo la lettrice ufficiale. Allora, per quanto riguarda l'eccellenza, ci sono solo due risultati cambiati. Cialini Muzzane e San Luigi 1-1. Sì. E la Gemonese che vince a Fontana Fredda, che significa che la Gemonese si sta avvicinando ancora di più alla vetta, perché il Cialese va a 45 e la Gemonese che era a 39 in questo momento va a 42. Bene. Per quanto riguarda invece la Lega Pro, sono appena iniziati i secondi tempi. Il Pordenone è ancora fermo sull'1. Ecco. Tieni il mio. Abbiamo perso il microfono, mi fa piacere. No, ma sì, ma allora devo ripetere, ripeto. Cialini Muzzane, San Luigi 1-1, Fontana Fredda Gemonese vince Gemonese 1-0, il che significa che la Gemonese si avvicina in classifica al Cialini Muzzane. Per quanto riguarda la Lega Pro, sono appena iniziati i secondi tempi e andiamo immediatamente a vedere se ci sono degli aggiornamenti. No, solo il Padova in vantaggio 1-0 sul Gubbio. Per quanto riguarda l'eccellenza, il Tamai sta perdendo in casa con l'Alto Vicentino 1-0, il Mestre è 2-1 sulla Carini Pievigina e il Cordenons, ribadisco, sta vincendo ad Abano 1-0. Bene, allora arrivano ancora messaggi e si vede che la trasmissione è un po' stupefacente perché sono messaggi... Sentiamoli, prego. Vorrei sapere dove si comprano quelle corone GP. Quelle corone? Quelle corone. Avete allora, visto? credo le sì, tue corone. ecco. Ah, c'è ragazzi. Ah, ma si chiama... Scusa, vai da lei. Vai da vai Eva. Da o lei viene qua. No, vieni qua. Questa è casa tua. Si chiama Corona questa? Eva, si chiama Corona questa? È una coroncina. Ah. Si chiamano diademi. Diademi. Beh, io l'ho trovata su eBay, quindi su Google basta cercare. Scrivi coroncina, diadema. Sui siti. Sì. O se no scrivi crown, no? In inglese, crown. Ah, ma sei proprio erudito. Comunque online. Sono polli. Online si trova. Scusa. Inquadrate. Sì, prego. Dobbiamo. Vorremmo far esaudire un sogno. Un bambino vuol farsi vedere in TV. Allora, eccoti. Ti vedi là? Guardati. Sì. Saluti qualcuno? Vuoi salutare qualcuno? No, nessuno. Aveva un sogno andare in TV. La zia Marissima te l'ha realizzato. Zia. Allora, zia. Vabbè, sì, diciamo nonna, dai. La nonna Marissima. Sì. Allora, Spalacchia fuori la Maceratese nella prima azione d'attacco del secondo tempo. Sono cambiati i risultati anche in Serie A. Sassuolo Chievo 1-1. Abbiamo un messaggio importantissimo, prego. Messaggio per Vittoria, figlia del Paglia. Forse il papà non arriva a casa così presto stasera, ma non preoccuparti. Benissimo. Benissimo. E poi ancora. Un saluto a mia sorella Isabella e alla mia ragazza Sabrina. Una più bella dell'altra, Andres. Chi è Andres? Il mio ragazzo, suo fratello. Sei sicura? Sì. Okay. Ma proprio sicura? Devo dare questo è il suo numero di telefono. Vediamo se lo sai a memoria. Sì, lo so. Lo sai a memoria. Dici il suo numero di telefono. No, non si può dire. Non posso. Non si può. No, non posso. E, allora, il prefisso e gli ultimi due numeri. Allora, l'inizio è 346. E gli ultimi due numeri? 8600. Ecco. Conferma Isabella, benissimo. Ok. Che bello. Bene. Sì. Bene. Cosa c'è? C'è il 2-0 della Triestina. Bene, ragazzi. Sempre col gol del brasiliano. Su rigore. Franza, Carlos. Franza. Allora, ieri ha giocato i ragazzi del Corva, Mara. Vai da Leonardo, eccetera. Raccontaci cosa hanno fatto, ragazzi. Chi ha giocato ieri? Leonardo, chi ha giocato ieri? Abbiamo perso. Come avete perso? Come avete perso? 1-10. Quanto?
A 5. Anche di più di 5. Ma avete fatto la stessa partita, ragazzi? Ma loro hanno giocato, si sono divertiti, non Ma sì, hanno ma È questo perso. l'importante. È normale. Non hanno perso. Era un amichevole. Quando sono amichevoli, chi se ne frega, ci si diverte, Ti no? siete divertiti, Filippo? Sì. Quello è Siete importante. divertiti? Sì. Voi non avete giocato invece, vero? Infatti si vede chi ha giocato è felice e chi non ha giocato. Ovvio, ovvio. Allora, abbiamo un altro messaggio, vediamo dove è un microfono. Qui ho un microfono che vola, grazie perché abbiamo la nostra lettrice ufficiale. Ciao. Sì, scusami. Tienilo tu in mano grazie. il Il microfono. Ciao GP, parliamo di cose serie. Fai gli auguri alla mia nonna. Che No, quello dopo. L'avevi già lei? Ah, no, l'avevo letto io, No, scusami, è vero, hai ragione, scusami. Che menata di gioielli, mancherebbe il numero in sovraimpressione. Vedete che piano piano la trasmissione fa effetti stupefacenti. Cosa significa che menata di gioielli mancherebbe il numero in sovraimpressione? Le ragazze. Forse che marca di gioielli. Allora, il numero in sovraimpressione c'è sempre, che è lì, lo vedete, 3, 4, che è quello che dove Sì, arrivano. ma il tuo non è quello delle ragazze, Scusa, vogliono quello delle ragazze. Ah, ok. Allora, adesso io vi giro il numero di tutte loro, no? E lo mettiamo in sovraimpressione con tanto di foto a E fianco. non abbiamo tempo per fare le grafiche. Prossima volta, dai. No, sai cosa facciamo? Se Massimo vuole, stiamo qua fino a 7:30, 8 stasera e mettiamo il numero. Facciamo chiusura e pulizie, esatto, benissimo. E così diamo il numero di queste ragazze, se intendeva questo. Intendeva questo, i gioielli, siete voi? non lo E come non lo sai? Saprai se sei un gioiello o no? No, non posso dirlo io. Non puoi dirlo tu. No. Allora, aspetta che chiediamo Bene, allora Forse era Davide il gioiello? ti dico che il Venezia è in Sono vantaggio 2-0. Il Venezia è in vantaggio esatto. 2-0. Allora io adesso faccio un appello veramente di cuore. Porca malora, quanti messaggi che arrivano. Allora, Il Tolmezzo a giorno, Tolmezzo in vantaggio. Andres, devi dirci se lei, no? Sabrina è un gioiello, perché lei non può dire se è un gioiello. Allora, se ovviamente sai che ti giochi sia oggi che San Valentino che tutto il tuo futuro, perché c'è già Giacomo dietro che spinge, perché sì, Giacomo dovrebbe uscire con tua sorella, però può essere che tua sorella magari esce con un altro, allora Giacomo cosa fa? Sta da solo? No, esce con lei, sempre che non esca con Laura. Mamma mia che casino. Allora, arrivano ancora. Sì, C'è qualcosa da dire? Tolmezzo Torviscosa 1-0 del Tolmezzo, va bene? Bene. Prego. Buongiorno, un saluto dal Pascià di Cordenons. Ciao amici di Cordenons, ciao a tutti e poi ancora. Aspetta, questa lo facciamo leggere a lei o no? Sì, va bene. Aspetta che scarichiamo anche la foto. Ah, ma questo non è Dusan Bast però, attenzione. Giorgia, scopriamo gli altarini qua. Giorgia con il suo idolo, Fuarsudin. Fuarce Udin. Attenzione perché qua c'è un dramma adesso. In che senso? Perché questo non è Dusan Basta. Facciamo vedere la foto, tu tradisci Dusan Basta vediamo dove devo venire, Erico, chi? Con Perizza. Esci con Perizza. Come magari? Sì, scusa. Vediamo mi sono girato qua troppo. che Dusan Basta oramai l'ha messo nel cassetto perché è anche vecchiotto per te, Dusan. Ma chi se ne frega? Ma dov'è il problema che Dusan Basta sia sposato? Oh, siamo se passiamo un microfono alla Giorgia. Grazie. No, dico, allora, il problema del fatto che vedete, questa è la Giorgia con Perizza. Allora, quindi Dusan Basta l'abbiamo dimenticato. Ormai è parecchio che non c'è più a Ludine, insomma, parecchio ho dovuto fare ecco, qualcosa. e Non sarei quindi- io, figurati quanti anni sono. E quindi Perizza adesso. Poi Stipe è del 95 se non sbaglio, quindi ha quasi la mia età. insomma. E quindi è papabile. Sì. Scusa, anche te. Attenzione perché c'è un rigore contro il Pordenone mentre Sì. noi allegramente cazzeggiavamo. No, Arriva il rigore contro il come Pordenone, fa a essere fallo di rigore? mano col giocatore però del Pordenone di spalle. Questo non è può un po' essere clamoroso. Rigore Un po' quando clamoroso. arbitro fischia. Comunque, come diceva Comunque Vujadin, io saprei già anche il risultato. ma non lo diciamo per cortesia, guardiamoci in diretta. Allora, per quanto riguarda Sabrina, Sabrina sì, vale più di un gioiello, quindi ti sei giocato bene il tuo San Valentino. Grande Andres,
Vediamo il rigore della Maceratese, il capitano Io so anche il risultato, Sì, ma vabbè, ragazzi, Carlo, aspetta che lo vediamo tutti insieme. no, c'è è anche che non era gente- rigore, quindi mi dispiace. Vabbè, non importa, vediamo se viene trasformato, parte il capitano della Maceratese e la mette proprio nell'angolino dove Tomei l'aveva indovinato, solo che la palla entra ovviamente alla sinistra del giocatore. Allora, 1-1, Andres sta arrivando. Quindi adesso non puoi più fare la smorfiosetta in giro perché sta arrivando Andres. Durante la pubblicità non potrei fare quello che hai fatto fino adesso. Cioè? Va bene? Io ho visto. Ah, ok. Ecco. E poi ancora... Quando a San Valentino la coppia scoppia, no? Ma tu, ad esempio, voi dove passate San Valentino? A picchiarsi. A picchiarsi in palestra? Benissimo, è tutto ciò molto bello. Ecco, Dalle 8 alle 9 ci trovate, eh? in palestra Sì, sì, a Fiume siamo- Veneto, quindi se volete passare un San Valentino menandovi con due bellissime ragazze, Dalle venite 8 alle 9. al Palasport a Fiume Veneto presso la Combat Gym che sì, che li sistemate per bene, insomma. C'è il pareggio del Fontana Fredda con la Gemonese, quindi sì, in testa classifica dell'eccellenza si ristabilisce tutto. Allora, poi aspetta che qua abbiamo perso il ritmo, perdonami perché c'è lei che deve leggere assolutamente. Prego. Un saluto a Davide della Skoda Squad, Bessa. Grande. Chi è Davide, chi è Bessa, chi è Attenzione, Skoda? attenzione, c'è il contrattacco Davide della è lui. Maceratese. Attenzione, allora Pordenone si salva. Raccontaci chi è la Skoda, la Skoda Squad, scusami, e chi è Bessa. Se si può dire a quest'ora, non lo so. Attenzione, arma. Evitiamo Trova, di che dirlo. io. Ancora messaggi, tantissimi. Allora, questo... Allora, adesso lo leggi tu e poi lo commentiamo tutto insieme, no? Questo messaggio. No, stranamente non sei tuo adesso, Prego. Ciao ragazzi, un saluto da Marco e Monica. Purtroppo non possiamo essere lì con voi oggi. Mara, sei bellissima e vi aspettiamo tutti il 16 settembre al Podere dell'Angelo dal grande Carlo Nappo. Un saluto al grande capo Massimo. Ecco, questo è il... Ecco. Dov'è Massimo? No, raccontiamo chi c'è. Allora, il 16 di settembre Siete tutti invitati al Podere dell'Angelo. Siamo tutti invitati al Podere dell'Angelo perché sarò madrina con Marco, come si dice? Testimone di nozze della mia amica Monica e di Marco, che entrambi lavorano per Massimo Vazzoler alla nuova panetteria un poco dappertutto. Dovevano essere qui con noi, volevano invitare tutta la popolazione mondiale alle loro nozze. Va bene. Tutti voi che ci guardate, Guarda che io vengo, Massimo, che io eccolo vengo qua a che è mangiare. arrivato. Io vengo a mangiare. Marco e non è un Monica, problema. 16 settembre se tutti- volete passare un pomeriggio allegro e divertente con me, Massimo Vazzolere e le nostre famiglie, 16 settembre al tutti al Podere dell'Angelo. Il matrimonio di Marco e Monica. Io vengo, non è un problema. Paga Massimo. in un certo senso, sono tu tutti 16 due settembre sei libera? Quindi paga. Manca un po' troppo. Non sai, beh, ma potresti anche schedulare la data, no? Va bene, dai, ci Schedulare la data. Tu, Eva, 16 settembre come sei messa? Penso di essere libera, Benissimo, quindi un allora ospite in comincia a prendere le prenotazioni. Eva viene, Viene. tu Giorgia. Ok, non so, vediamo. Vediamo, Giorgia vediamo in forze. Carlo Luna dove si mangia si beve, c'è sempre, tu ci vieni il 16 settembre? Ma sì, dai. Ma sì, quindi siamo già due. Ok. Segna! Tu, Peter e Cinzia, fronte del palco ovviamente, figurarsi. Allora- Il palco in realtà se ci sono Giovanni- le birre ci sono. Che canteranno al matrimonio. C'è birra? Sì, Certo, c'è birra, il c'è matrimonio birra. di Monica e Marco il 16 settembre. Lo vogliamo dire a tutti? Che Sì, ci sì. sarete? Sì, ci Sì, saranno sì, anche sì. loro. Ecco. Poi vediamo, tu ci sarai il 16 settembre. Sì, perché magari nel frattempo ha trovato il fidanzato. Gli abbiamo E così rovinato fate le il matrimonio. No, fate le prove per il matrimonio, il famoso pranzo di matrimonio. Tu, Isabella, ci sarai? Assolutamente. Chi manca? No, le ragazze del Combat Gym faranno un'esibizione particolare e meneranno il marito. Va bene. Ok? Darete giù di brutto al marito, tutto il Corva ovviamente Ci sarà è invitato in divisa. al Podere dell'Angelo. Assolutamente. Ecco. Quindi solo qua ci sono una cinquantina di persone in più rispetto ai Ecco. 100 di ieri. Io quindi- volevo chiederti una cosa, Sì? Giovanni. Allora, siccome io sarò la testimone di nozze, purtroppo mio marito non ci sarà, sicuramente perché giocherà, spero. Volevo chiederti se potevi accompagnarmi. Non ci penso nemmeno. Guarda, proprio escluso a priori. No, vabbè. Non si mescola mai il Però lavoro con il piacere. Vabbè. Paglia Il Paglia cosa dice? ci potrebbe essere.
Il Paglia sì. Sì, Ecco. per accompagnarti. Bene, per accompagnarmi, allora, benissimo. io Lui non al Paglia gioca, ci non gioca la sarei. domenica. Non gioca la domenica, quindi è a posto. Allora, Bene, ho trovato anche l'accompagnatore al matrimonio, Bene. quindi per me 2 posti in più. bene, allora noi ci fermiamo. C'è la pubblicità Sì, perché non so più dove sono quei risultati. C'è la pubblicità, eh? È pubblicità, o se no? Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo, o se no Isabella che è sempre di tante parole. Bello, bene. Tu hai da dire qualcosa, Giorgia? Pagnacco sta vincendo con il gol di Massimiliano Mauro. Naomino. Naomino. Non so chi Vabbè. sia, però. Ma poi È l'amico di Max. Allora, prima di andare in pubblicità, no, anzi, attenzione, dopo la pubblicità Giorgia ci svelerà qualcosa su Perica. Ok? bene, Tra poco però, perché questo giocatore che viene poco utilizzato, lei dopo ci dirà il perché. Perché lei lo sa, io so che lei lo sa. E il Corva ha pareggiato. Benissimo. Ecco, poi loro vanno via, li salutiamo. Chi va via? Gli amici del Corva. No, un attimino, dai, 5 minuti. C'è la pubblicità, rientriamo e parliamo ahimè, di tutti l'Union insieme. Pasiano sta perdendo 1-0 col Li Grasse. vediamo dopo il riassunto dei risultati. Faccio Pubblicità, apposta. siamo tardissimo, ci vediamo tra poco. Gli esperti siamo noi, Zanetti Expert Pordenone, uno showroom con i migliori televisori, anche 4K, la telefonia con telefoni e tablet di ultima generazione, computer per ogni esigenza, tutti i migliori elettrodomestici, anche da incasso e sistemi hi-fi per i veri intenditori, sempre con grandi occasioni su grandi marche, il vostro negozio di fiducia, Zanetti Expert Pordenone. Ancora pochissimi giorni, le grandi occasioni al centro specifico del sonno. Ancora per pochi giorni, sconti fino al 50% su tutti i prodotti Dorelan esposti, letti, materassi, reti, guanciali, ad un prezzo incredibile, fino al 50% di sconto, con la solita ottima qualità che ci contraddistingue da sempre e grandissime offerte anche sulle poltrone alza persona. Vi aspettiamo al centro specifico del sonno. Ecco perché mi fido della qualità. Dal mare al peschereccio al banco, Bottega del Pesce. Ogni giorno il pesce freschissimo del nostro mare per cucinare ottimi piatti di pesce o, se preferite, le nostre specialità cotte, pronte da mettere in tavola. Bottega del Pesce. Ogni lunedì anelli fritti, patate e polenta a 5 euro. Il mercoledì grigliata mista a 12 euro. Il venerdì la vera paella. E ogni giorno tantissime altre specialità pronte per voi. Bottega del Pesce, crudo o cotto, il pesce migliore. Potenza, qualità, suono, personalizza la tua auto. Extreme Car Audio, per ascoltare la tua musica alla massima qualità, con la potenza che preferisci. Extreme Car Audio. Moreno e il suo staff vi aspettano per illustrarvi tutte le novità del car audio, i migliori prodotti per il tuo impianto Hi-Fi Car, anche specialisti negli antifurti con le nuove telecamere ad alta risoluzione. Extreme Car Audio, gli specialisti dell'Hi-Fi Car. La sicurezza di affidare i tuoi prodotti in mani sicure, con la certezza della consegna nei tempi prestabiliti. STIP, servizio di trasporti nazionali, servizi groupage e collettame da e per tutte le località, servizi di lotti e carichi completi, servizi di trasporto espressi e dedicati, STIP spedizioni, consegne dirette in Russia, door to door, anche spedizioni marittime ed aeree. STIP spedizioni, le tue merci in mani sicure. Ciao, siamo la Barber Company. Tante persone si chiedono perché venire da noi. Innanzitutto siamo i massimi esperti nel mondo delle barbe. Poi facciamo vivere delle esperienze e delle emozioni uniche. Non le possiamo raccontare, le potete solo che vivere. Vi aspettiamo numerosi. PS, vi racconto una piccola cosa. Creiamo dipendenza, fate attenzione.
Vi aspettiamo nei nostri barber di San Vito al Tagliamento e Pordenone. Una scelta incredibile, prodotti genuini, sempre freschissimi. Le nostre pizze, sempre più buone, sempre più numerose. Al Buon Gustaio, una varietà incredibile di pizze per soddisfare qualsiasi palato, con diversi impasti ed in diversi formati. Al Buon Gustaio, anche servizio catering, rinfreschi e buffet per grandi occasioni o per piccoli aperitivi. Inoltre prepariamo pranzi o cene per asporto o anche solo qualche pietanza richiesta. Al Buon Gustaio, più buono di così. Eccoci qua, guardate, è bellissimo, questi rientri sono bellissimi, qua mancano tutti ma non importa, guardate la Cinzia, queste splendide ragazze. Allora, gli amici del Corva ci devono lasciare tra poco, quindi Mara, a te la parola con gli amici del Corva. Allora, innanzitutto ricordiamo che il Corva oggi cos'è? Contento, scontento, pareggiato? Stava pareggiando 1-1. Stava pareggiando. Un bicchiere. Avevo fame. Noi puntiamo a vincere perché intanto porto i saluti anche del nostro presidente Norman Giacomini. Il Corva è primo in classifica nel campionato di prima categoria e in semifinale di Coppa Regione, quindi siamo più che soddisfatti dell'annata. In più abbiamo un gruppo di ragazzi di circa una cinquantina di bimbi e il prossimo anno integriamo anche una squadra di giovanissimi, quindi puntiamo a una settantina di bambini. Colgo l'occasione per ringraziare Massimo Bazzoler per il suo aiuto che dà alla nostra società e visto che ci ampliamo, chissà che aumenti anche il suo aiuto. Okay. Massimo, serve a allargare il budget, serve Massimo, per il prossimo anno servono più soldi. Ricordavo l'aiuto che ci dai alla nostra società e che il prossimo anno integriamo anche con una squadra di giovanissimi perché diamo continuità a questi ragazzi di Corva. Allora, io volevo fare una domanda al vicepresidente, no? Allora, dovete sapere che, se non lo sapete, nelle squadre dilettantistiche i dirigenti e soprattutto il presidente e il vicepresidente sono più o meno degli eroi, no? Perché tra soldi, tempo, eccetera, che ovviamente viene tolto alla famiglia per fare società. Domanda. Ma chi gliel'ha fatto fare, no? Perché voglio dire, qualcuno deve farlo, però certo, è un impegno pesante fare vicepresidente e presidenti. È pesante, ma lo si fa volentieri per i ragazzi. Certo. Io ho cominciato seguendo mio figlio che è dentro nel Corva Calcio. E poi c'è un bel gruppo di persone, quindi pensionati, dedite al gioco del calcio, e quindi un grande aiuto a loro che permettono questi risultati. Certo. Tutto qui, la passione e poi seguire i figli. Certo, e poi andare da Massimo a chiedere soldi, ovviamente. Sì, quello è uno sport. Purtroppo Massimo è una persona di grande cuore e io so che lui appoggia parecchie società sportive, non solamente il Corva. E trova anche il tempo, che è bello, a venire a vedere il figlio che gioca, quindi bravo Massimo. Un applauso a tutti, a Massimo da Corva Calcio, che noi vi ringraziamo di essere venuti, se volete restate finché volete. Allora, una canzone di Ligabue per gli amici del Corva Calcio. Così gli dedichiamo una bella canzone. Beh, una vita da mediano. Va bene, allora visto la richiesta faremo quella. No, perché ci sono anche due interisti, quindi sono contenti, no? Quindi Oriali, il mito, campione del mondo, ricordiamo. Esatto, Oriali. sì. Nella più grande nazionale non nel 2006. No, nella vera nazionale del calcio, quella dell'82 con Enzo Bearzot. Prego. Una vita da mediano, armorando come Oriali, anni di fatica e botte, vinci casomai mondiali. Una vita da mediano che natura non ti ha dato, nello spunto della punta né del 10 che peccato lì. Sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai stai lì. Una vita da mediano che natura non ti ha dato, e nel pronto devi andare
badare, devi andare a fare posto. Una vita da mediano che natura non ti ha dato, nello spunto della punta né del 10 che peccato lì, sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai stai lì, sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai stai lì. Una vita da mediano, da chi segna sempre poco, che il pallone devi darlo a chi finalizza il gioco. Una vita da mediano, lavorando come oriali, anni di fatica e botte, vinci casomai mondiali. Sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai stai lì, sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai stai lì. Una canzone per gli amici del Corva Calcio, grazie ancora di essere venuti da noi, grazie. Ci vedremo più avanti perché tanto a Fiume Veneto ci torniamo, quindi Olazzano a Fiume Veneto. Un'ultima domanda prima di andare via, preferisci giocare a calcio o mangiare il gelato? Giocare a calcio. Giocare a calcio, benissimo. Non ci crede nessuno, io Allora, un po' di risultati. aggiornamenti, vai Carlo Luna. Iniziamo proprio dalla Serie D. Allora, Tamai Alto Vicentino, ricordo che il Tamai sta prendendo in casa 1-0, poi Montebelluna Campodarsego 1-0, Mestre Canini Pisina 3-1. Triestina Este 2-1, Vigasio perde in casa con Lignano 2-0, Calvino Ale Unione Azzecchiampo è 2-2, attenzione, arma di testa poco sopra la traversa, Ricordiamo Pordenone Maceratese 1-1. Esatto. Virtus Vecchio Verona Vigontina 2-1, Abano Calcio Cordenons vince 1-0. Per quanto riguarda la Lega Pro andiamo ad aggiornare velocemente i risultati. Allora niente di cambiato, solo il Forlì che sta vincendo fuori casa con la San Benedetese 1-0. Incredibile, l'ultima in classifica da vincere a San Benedetto del Tronto. Esatto. Per la Serie A velocemente vediamo se c'è cambiato qualcosa. No, assolutamente. I risultati non di è prima, che Fiorentino Udinese hanno cambiato no, è rimasta 3-0. Porca miseria. È successo qualcosa prima, una mezza rissa in campo Sì, per quanto riguarda Pordenone, sì. L'arbitro ha lasciato Fallaccio a questo punto a centrocampo, vediamo cosa succede. una Solo giallo, munizione, munizione, vabbè, è un classico fallo, sì. E comunque prima, ripeto, è successa una mezza rissa, ma l'arbitro ha lasciato prima sfogare gli animi e poi ha detto decido io e non ha ammonito nessuno. Meno male. Allora, arrivano un sacco di messaggi e quindi chi se non lei può leggere tutto ciò? Un Rospuz a tutti quanti. Ecco, cos'è il Rospuz? Ah, sei tu il Rospuz? Ah, non lo sapevo, non conosco i vostri... No, neanche noi. Neanche ecco, noi lo sapevamo. I vostri nickname. Adesso tu sei Rospuz, benissimo. Poi... Buongiorno, il ragazzo con la maglietta nera può spiegarci il significato della scritta sulla maglietta? Cordiali saluti. Ecco, allora, il ragazzo con la maglietta nera, che sei tu, che sei Davide, spiega la scritta che è sulla maglietta. È bello perché sembra scritto che abbia scritto una lettera formale, perché chiude con cordiali saluti. Con immutata stima anche poteva scrivere. Prego Davide. Bella domanda. Beh, Comba Gym, che è la sezione sportiva dove tu ti alleni ma non mi sono mai chiesto l'origine. E combatti. Sì, c'è
1997. Allora, dal 97 che sono attivi e una palestra... No, è che No, si è non lo so, emozionato. Si è Possiamo emozionato. dire a loro, va, che loro... Si è emozionato. Fiume Veneto. Esatto, è la palestra in cui facciamo parte e Giambattista Boer, che è il presidente dell'associazione, presumo abbia deciso nel 1979 di dare il nome a 97. 97. Vabbè. Nel 79 è Giambattista. No, c'era, ma aveva un 10 anni, penso. C'è il pareggio dell'Abano sul Allora li porta bene. Attenzione, l'Abano pareggia col Cordenons, quindi Sì, Abano 1, e Cordenons c'è 1. un calcio d'angolo, credo. No. Poi ci invitano a fare l'aperitivo al Pascià Cordenons. Può essere, Carlo, andiamo a fare l'aperitivo al Pascià Cordenons. È lì. No, ma anche perché è vicino a casa nostra, quindi Esatto. dove è il problema. Giorgia, tu vieni a Cordenons a fare l'aperitivo dopo? Perfetto. Aspetta. Ma non c'è dove è il piazza, microfono? come si chiama? No, Di perché Piazza. adesso non c'è il Giorgia, calciatore. state attenti per favore, ragazzi, perché adesso Giorgia, guardando in quella camera là, ci spieghi qual è il problema di Peris. Cioè non è che abbia un problema lui, è che povero non lo fanno mai giocare o Del Neri lo mette dentro tipo 10 minuti dalla fine. Che quindi... non è bellissimo dire a quest'ora che Del Neri lo mette dentro, ma non importa, sorvoliamo su queste Ma lei battute. lo fa giocare solo non lo 10 fa minuti alla fine. Però, E... sai GP, pensi di trovarla in castagna, ma ti sta spiegando tutto. No, ma guarda che io lo so che lei sa. Sì, sì. Io lo so che lei sa, perché ne abbiamo È parlato una durante la super, pubblicità. è una super tifosa. Ecco, perché lei segue l'Udinese da quando era in quarta elementare, vedi Sì. che io so. È però. andata anche a vedere quella roba oscena domenica a Verona, ovvero sia Sì, Udinese purtroppo. Chievo-Verona, vero? Sì, Pensa, faceva- ti sei fatta 200 più 200, 400 chilometri per vedere quei 90 minuti inutili, vero? Sì. E poi è brutto quando si torna a casa da quelle trasferte, no? Perché dici, vabbè, se perdi e magari è merito di perdere, pazienza. Dici, se vinci sei contento, ma quando vedi una partita che dal primo minuto avevi capito che non succedeva niente, no? Perché sembrava quasi, non dico che si fossero messi d'accordo, ma quasi, no? Per non farsi male, un tiro in porta in 93 minuti, no? Che Cioè non- va bene perché abbiamo fatto un punto, però alla fine è stata vabbè, ma- tristissima come partita, quindi... Devi guardare là adesso e vedi le luci rosse. Quando sei nella luce rossa tu devi girarti. Qual è la luce rossa? Appunto, non ci sono, ma questo è il bello del nostro programma. Dunque, la Eva non è che fa solo, voi pensate, lei fa le danze orientali, sto per le ciuffoli, perché la Eva invece fa anche... CrossFit. Adesso ci farà una dimostrazione di CrossFit non qua. posso. Vestita da danze orientali, no? Attenzione, gol di Arma! Gol di Arma! Ma non è Arma. Vabbè, non è sembrava. Arma. E ingegneri. Ingegneri. Mi sembra. È sempre... Scusate. È sempre gol. So che il... Vai a vedere chi è il 3, perché non mi sembra neanche ingegneri, tecnico, sinceramente. vabbè, adesso 3 De Agostini. Il tecnico si è tolto la cuffia per colpa... Sono tifoso in questo caso, lo so, ti pago da bene. Hai perso l'udito, esatto. Chissà cosa... Perché proprio quello lì hai perso? Cioè, hai perso proprio quel Sì, dito De qua, Agostini, no? De Agostini. De Agostini ha segnato il secondo o terzo gol quest'anno. De Agostini, che ricordiamo è figlio di Luigi De Agostini, grande giocatore dell'Udinese e della Juventus, e anche della nazionale che ai mondiali del 90 arrivò... Quanto? Ai mondiali 90, Italia ai mondiali 90 arrivò confermo, in Italia. gol di Agostini, quindi per Non eri nata. no. Arrivarono terzi purtroppo, perché persero a Napoli con chi? Col Napoli, che segnò il più tappo e il più giocatore aspirapolvere della storia, ovvero sia Caniggia. Riuscì a segnare di testa. Il portiere dell'Italia era? Era Zenga. Era Zenga, faceva Zenga, gol di testa. Allora, torniamo al CrossFit. Sì, esatto. CrossFit vuol dire andare in camporella, più o No. meno. No. È uno sport particolarmente pesante. Bene. Beh, vedo che tu Dove- scegli sempre cose tranquille, no? Sì. Danze orientali, CrossFit. Sì, io cerco sempre la strada più complicata. Benissimo. È una disciplina comunque molto impegnativa dove si lavora con bilancieri, pesi, quindi molta pesistica, ma non solo, anche corsa e un insieme di diversi modi di lavorare, di fare palestra. Ecco. È una cosa appunto molto impegnativa, molto intensa, ma dà molte soddisfazioni
E poi, insomma, i risultati si vedono. Ecco. Normalmente le ragazze della tua età vanno a fare aperitivi, tu vai a fare crossfit. Sì. Benissimo. Beh, vabbè, ognuno, ecco. Ad esempio, invece, loro che sport fanno? Vediamo. Tu, Sabrina, che sport fai? Io non faccio sport, Fai faccio bene. recitazione. Fai recitazione? Sì. Ma complimenti. Quindi adesso ci enuncerai che cosa? No, niente, adesso Niente. Benissimo. Tu invece fai? Mi sono iscritta in palestra e basta. Sei iscritta in palestra, attenzione, Che non non vuol vai in dire palestra, andarci, sei iscritta Esatto. in palestra che è già un buon passo avanti. Le palestre Son- vivono sulle iscrizioni, Sì, non su perché chi uno ci va 2 volte. La prima volta fa allenamento, la seconda volta parla con gli amici che ha conosciuto, la terza volta va a fare solo la doccia e poi non ci torna più. Invece Isabella fa Io faccio danza caraibica. Attenzione, La prossima volta viene. una delle prossime esibizioni sarà Isabella che ci fa le danze caraibiche che sono molto sensuali. Quindi il programma andrà in onda dalle mezzanotte in poi. E poi recito insieme a Sabrina. Reciti insieme a Sabrina, Sì. ma avete una compagnia teatrale? Sì. Siete in una compagnia teatrale? Sì. No, recitano Cioè, con io- i rispettivi Attenzione, fidanzati. avanti, niente. Ah, così fidanzati? Cioè, io Sì. facciamo teatro con il proscenio, dopo lei fa anche un'accademia più... Certo. Come che si dice? Più... L'Accademia Padova. A parte, diciamo. Dicevi Peter, scusa che non abbiamo Che si può fare una scenetta qualche domenica? Sì, ma si organizza. Io farei un pezzo direttamente dell'Amleto di qui sopra. no? GP però in palestra si è iscritta anche la Cinzia di recente. Beh, come sempre, no? Invece lui non si iscrive in palestra perché Io lui no, fa io parte vado e sempre. lui però va Attenzione, e un mena. brutto fallaccio, Sì, beh, tocca. ecco. C'è la munizione, E no, non è invece la seconda. Giorgia che sport fa? Io non faccio niente. Esce con Cioè, Perizza. Sì, magari. Perché si allena lui anche per te, vero? Sì. Ma sei riuscita con Cioè- lui qualche volta? No, solo, cioè, l'ho visto, l'ho incontrato alla cena dell'Udinese. Ecco. Potevi anche a maggio. chiedergli di uscire. Scusami, perché non gli hai chiesto di uscire? Insomma, cioè, Tanto come altezza ci siamo, ci sta Sì, dietro ma a te. È un po' più alto di ero- te lui, no? Sì, alto 1,95 m. O 92. Quindi un armadio 4 stagioni più o meno. Eh beh sì, 1,90 anche perché è grosso poi, no? Fisicamente. Sì, ma ero leggermente imbarazzata quando l'ho ma incontrato. non ti crede nessuno. Sono ma non ti riuscita a crede dire Guarda che ciao e è un basta. ragazzo come un altro, sì. Sì, ma- Poi voglio dire, non è che è titolare nella Juventus, è in panchina dell'Udinese, voglio dire, adesso non per nulla togliere, no, ma. Beh, insomma, a me basterebbe anche essere il portaacque dell'Udinese. Portaacque dell'Udinese! Non è che sta- viste le misure, che lui sa, è c'è la il portaacque a Udine? No, c'è il magazziniere. C'è il magazziniere. No, il portaacque. Appunto. Il portaborracce. Esce Luca Cattaneo, mi Posso sembra dirti anche una dolorante, cosa? prego. Ah sì, io anche, adesso ti stupisco perché anch'io faccio uno sport. Sì, anche Sì, io, sì, anch'io sì. e te, sì. Quello friulano, No, tipicamente friulano. no, quello è il secondo. Quello è il secondo. Io mi sono iscritto al divaning. Il famoso divaning, ecco, lo beh, faccio no, anch'io quello, anche allora. tu fai Sì, divaning, sì, tu sì. Eva Voleva no, dirlo divaning anche non lo Peter. fai. No. Tu non fai. Voi ragazzi divaning a 1000? Sì? Beh, Peter, vabbè, si vede, come me. Voi ragazzi, No, io gioco al pallone. tu giochi Io gioco al pallone. a pallone, Io gioco cioè? al pallone, che non è il calcio. No, che sarebbe? Calcio si gioca per vincere, io gioco per divertirmi. al Ecco, pallone. nel frattempo il Pagnacco, perdonami. Sempre 1-0. Sempre 1-0. C'è però per i nostri amici vicini qui del Veneto il Chievo 2-1 sul Sassuolo. Ah, è risultato clamoroso in questo momento. Sì, Chievo che esatto. vince Il col Sassuolo. 4-0 del Torino sul Pescara, che quindi anche il Pescara, Vabbè, Pescara, saluta la ciao. Serie A. Basta. Allora, Dujan il basta. numero non è uno dei vostri, quindi posso leggere questo messaggio. Grandissimi tra palco e realtà. E non ve lo siete mandato voi. Quindi complimenti. Grazie, anche perché prima si sbiascicava qualche parola su una vita da mediano, quindi se apprezzano lo stesso ci fa piacere. Vabbè, ma dai, ma No, anche avete- perché non eravate preparati, l'avete fatta qua, no, al volo. Dunque, sono le 16:16. Io direi che ci fermiamo in pubblicità. Eva, vai ancora dopo per noi? E vediamo. Vediamo, deve decidere. Adesso adesso chiamo Mino Raiola e chiedo se ci fa fare, no? Anzi, lo chiami tu, visto che anche il tuo procuratore. Sentilo, vediamo se ci consente che. Oggi andava in piscina, non so se Attenzione, scusa. Cosa succede? Dimas ha segnato Dimas, ragazzi. Devo dirlo in diretta. Dimas, prima l'ho sentito prima della partita, ha detto che se segnava questo gol era dedicato a Carlo Luna, quindi È vero, è vero. la senti meno G. Sì, è vero, anche ieri eravamo in macchina Ma insieme. io sono, Gol di sono Dimas. orgoglioso di questa cosa, anche perché in questo momento la Pergolese sta vincendo 3-2. 3-2, quindi Dimas addirittura protagonista. Protagonista Dimas
Non c'è più Attenzione religione perché- del calcio. Mara, paura. Dimash. Dimash. Sì, purtroppo Mash, devo devi dare dire- un risultato negativo. Attenzione. Abano 2, Cordenone 1. Ai. Vabbè. Il Pagnacco è ancora sempre 1-0, 1-0. dopo aggiorniamo i finali. Allora, ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco. Tra poco in realtà ancora con noi. Isabella non lo sa, ma farà una danza caraibica. Tutti i ragazzi. Spero che non arrivino i carabinieri. I carabinieri? No, ma tanto c'è Massimo che è amico di tutti. Con Massimo siamo in una botte sicura. Poi naturalmente adesso sentiamo Raiola per vedere se Eva può ancora ballare per noi. E Giorgia ci svelerà i segreti molto intimi di Stephen Perizza. Ma il Paglia non fa fare niente. Come scusa? Il Paglia, cosa deve fare il Paglia? Non importunatemi. Ecco, il Paglia balla la danza caraibica insieme a Bella, quindi Assolutamente. No, io sono- non mi ricordo il Paglia, nome di se tua sei moglie. importunato, le ragazze ti difendono. Giulia Raioio, per favore, dopo la pubblicità metti su Raioio, guarda un po' di cartoni. Pubblicità, ci vediamo tra poco, grazie. Gli esperti siamo noi, Zanetti Expert Pordenone, uno showroom con i migliori televisori, anche 4K, la telefonia con telefoni e tablet di ultima generazione, computer per ogni esigenza, tutti i migliori elettrodomestici, anche da incasso e sistemi hi-fi per i veri intenditori, sempre con grandi occasioni su grandi marche, il vostro negozio di fiducia, Zanetti Expert Pordenone. Ancora pochissimi giorni, le grandi occasioni al centro specifico del sonno. Ancora per pochi giorni, sconti fino al 50% su tutti i prodotti Dorelan esposti. Letti, materassi, reti, guanciali, ad un prezzo incredibile. Fino al 50% di sconto, con la solita ottima qualità che ci contraddistingue da sempre. E grandissime offerte anche sulle poltrone alza persona. Vi aspettiamo al centro specifico del sonno. Ecco perché mi fido della qualità. Dal mare al peschereccio al banco, Bottega del Pesce. Ogni giorno il pesce freschissimo del nostro mare. Per cucinare ottimi piatti di pesce. O, se preferite, le nostre specialità cotte, pronte da mettere in tavola. Bottega del Pesce. Ogni lunedì anelli fritti, patate e polenta a 5 euro. I mercoledì grigliata mista a 12 euro. Il venerdì la vera paella. E ogni giorno tantissime altre specialità pronte per voi. Bottega del Pesce, crudo o cotto, il pesce migliore. Potenza, qualità, suono, personalizza la tua auto. Extreme Car Audio, per ascoltare la tua musica alla massima qualità, con la potenza che preferisci. Extreme Car Audio. Moreno e il suo staff vi aspettano per illustrarvi tutte le novità del car audio, i migliori prodotti per il tuo impianto Hi-Fi Car, anche specialisti negli antifurti con le nuove telecamere ad alta risoluzione. Extreme Car Audio, gli specialisti dell'Hi-Fi Car. La sicurezza di affidare i tuoi prodotti in mani sicure, con la certezza della consegna nei tempi prestabiliti. STIP, servizio di trasporti nazionali, servizi groupage e collettame da e per tutte le località, servizi di lotti e carichi completi, servizi di trasporto espressi e dedicati, STIP spedizioni, consegne dirette in Russia, door to door, anche spedizioni marittime ed aeree. STIP spedizioni, le tue merci in mani sicure. Ciao, siamo la Barber Company. Tante persone si chiedono perché venire da noi. Innanzitutto siamo i massimi esperti nel mondo delle barbe. Poi facciamo vivere delle esperienze e delle emozioni uniche. Non le possiamo raccontare, le potete solo che vivere. Vi aspettiamo numerosi. PS, vi racconto una piccola cosa. Creiamo dipendenza, fate attenzione. Vi aspettiamo nei nostri barber di San Vito al Tagliamento e Pordenone. Una scelta incredibile, prodotti genuini, sempre freschissimi.
Le nostre pizze, sempre più buone, sempre più numerose. Al Buon Gustaio, una varietà incredibile di pizze per soddisfare qualsiasi palato, con diversi impasti ed in diversi formati. Al Buon Gustaio, anche servizio catering, rinfreschi e buffet per grandi occasioni o per piccoli aperitivi. Inoltre, prepariamo pranzi o cene per asporto o anche solo qualche pietanza richiesta. Al Buon Gustaio, più buono di così. E ben rientrati all'altra domenica. Con ben questo rientrati. movimento dietro Con questo- di me che sento vento che va. Esatto, ci han concesso solo una vita. Attenzione perché in questo Ci dai momento un negli po' di ultimi secondi risultati? c'è il Pordenone in avanti in area con un tentativo Berrettoni. di Berrettoni, ma è andato male. Comunque sembra in vantaggio 2-1. Scusa, com'è che cantava Mara? Ti devo dire 3-1 dell'Abano sul Cordenons. Purtroppo. Sono basi. Sì, sono caduti proprio nei minuti finali, ne hanno presi 3. Ne hanno presi 3. Adesso guardate, ecco, guarda, le mie solite figure. Se magari Eric ci fa un campo stretto a me alla Giorgia, giusto per farvi vedere, c'è questa leggera differenza. Calcolate che 70 centimetri. Perizza è più alta di lei di altri 10, più o meno. Ecco, immaginatevi in parte a GP cosa potrebbe essere. Perché tu hai i tacchi. GP, difatti lei sarà iscritta all'alta moda che le vogliono da 1,75 in su, Ecco. quindi abbiamo la Giorgia. Ma il bello è che dovete sapere che ho anch'io i tacchi. E questo è il problema. Invece GP è stato iscritto alla bassa moda. Il famoso Basset Out. Io uso i tacchi di Silvio. Sai, quelli 7 centimetri più alti con il tacco interno. Riprendo al mio posto, capito? Allora, Tra Palco e Realtà. Una storia che comincia nel 2005. Esatto. È una formazione di cui Mirko è sempre stato leader. Attenzione, Tamai 2, Alto Vicentino 1. Oh, finalmente una bella notizia per gli amici del Tamai. Che succede? No, sto guardando il primo piano Giorgia. dei jeans rotti di Giorgia, mi dispiace. Dopo quando arriva il papà vediamo, magari qua c'è Fassina se va a prenderti un paio di jeans nuovi. Isabella, perché mi guardi così? Puoi darmi del mono tranquillamente, sono abituato. No, dicevo, a te piace Ligabue ad esempio? Sì. Non sei obbligata a dire di sì, puoi dire anche di no. Ho paura che dicesse chi è. No, mi piace, dai, mi piace. Ligabue no. Anche perché la canzone che è in onda adesso su tutte le radio è simpatica secondo me. No, è troppo volgare? No. Ma di quali canzoni parli? Domanda, ma non ascolti le radio tu? No. Sì, ma dipende. Quella che Quali dice canzoni è hai venerdì, non mi rompete i No, non l'ho sentita. Non l'hai sentita? No. Eh sì che è una delle canzoni più passate. La facciamo sentire adesso se vi va, Che poi, a parte la domenica, che non è sabato e domenica, puoi dire anche lunedì, e martedì, Sì, e mercoledì. Quindi potremmo trasformarla in è lunedì, perché lunedì, secondo me, è il giorno più brutto della settimana, no? Quando si ricomincia. Come no? No. Ma non perché tu fai le tue pratiche perché arriva dopo una settimana visto passare un tuo pompiere. marito. Lunedì è risaputo, no? Che lunedì basta vedere anche su Facebook, no? Tutti i post su lunedì, e lunedì è una giornata particolarmente infelice, no? Ho Perché visto se- passare un pompiere all'interno del negozio. Sei un pompiere? Sì, che c'è anche suo figlio, infatti. Adesso arriverà con Grisù. noi anche Marco Bergamasco. Grisù. Ma qui il problema è che Vasco si è preso il lunedì, quindi a Ligabue gli toccava il venerdì. Perché Vasco cosa ha fatto di lunedì? È lunedì! Odia i lunedì, Vasco. Ecco, provate a fare un refresh su SportTube, che come sempre si è un attimo andata a far benedire. No, dicevamo, allora, Venerdì. Mirko, hai idea del motivo perché il signor Luciano abbia scritto questa canzone? Non so, tutti lo chiamavano il venerdì e a lui giravano i... No, proprio perché arrivava da tutta la settimana in cui gli avevano rotto le balle, un po' come tutti noi perché siamo al lavoro, e poi arriva il venerdì in cui uno dice ok, blocchiamo tutto e quindi non rompetemi le scatole. Poi ha fatto molto clamore il fatto che comunque in un titolo ci fosse la parola coglioni. Siamo abituati a vedere di tutto, però dire quel termine oggi scandalizza. E allora proprio per questo motivo abbiamo deciso poi di prepararla. Certo. E allora? Fatto bene. Anche se ci sono dei bambini, Vabbè, ma le radio non è che non mettono il beep sulla canzone. I bambini ascoltano Ligabue. Quindi, ecco. Allora, Vero, Filippo?
Io ho il paio di partite terminate. Allora, vediamo. Ti do la conferma che il Pordenone ha vinto sul Maceratese 2-1. Finita la partita, quindi confermiamo che il Pordenone ha vinto 2-1. Sì, chiedevano un rigore sul finale. No, era la replica, No, scusate. Qua vediamo gli comunque, highlights. esatto, il Pordenone vince 2-1, e la Triestina vince con l'Este 3-1, il Tamai vince in casa con non mi ricordo più con chi, con l'Alto Vicentino 2-1, scusate, e purtroppo il Cordenone perde fuori casa ad Abano 3-1. Poi adesso pian pianino aggiorno tutto il resto e ve li do fra poco. Allora, se mi date Isabella, perché prima che suonino arrivano messaggi per i ragazzi di una volta. Viva il trapalco in realtà, Luca e Marzia. Luca e Marzia che sono caduti da seggiolone da piccoli. Mancano Buon Gustaio, Barber Company, Crystal, Lavasecco e una pubblicità. Benissimo, questi sono i messaggi dalla regia, perché noi siamo a 3 metri e mi mandano i WhatsApp, non è male. Vediamo se abbiamo ancora messaggi. No, risultati e basta, SMS no. E allora è venerdì. Prego ragazzi. Stasera vado fuori, sento troppa compressione, meglio uscire che scoppiare. Io ed il mio amico Carnevale capitiamo nel locale dove abbiamo avuto il nostro bel da fare. Da quanto non veniamo e non manchiamo, ci carburiamo con un aiutino che è venerdì. L'ingresso sembra un po' più stretto, forse han tolto dagli specchi, io mi sento un po' impedito. E lo sapevo, avrei scommesso che la musica era un cesso, ma comunque noi avremmo resistito. E adesso c'è bisogno di rumore e non pensare al freddo che c'è fuori, che è venerdì. Non mi rompete i coglioni, mia bella sposa, qualunque cosa sarà il minore dei mali. Arriva un tipo che mi offre un po' di Viagra e poi mi dice che lo mette a molto poco. E le ragazze son sudate, sono giovani e impegnate, che ballare adesso non è mica un gioco. E un paio che ci lasciano provare, e insomma non andiamo mica male, che è venerdì. Si fanno vivi due fighetti a dirci quanto siamo vecchi, ad insultarci che c'eran prima loro. Si passa presto agli spintoni, uno di loro alla pistola, sento il freddo della canna sulla gola. Mi dice vecchio hai già la vita corta, ma se ci tieni proprio te l'accorcio, ed è venerdì. Non mi rompete i coglioni, mia bella sposa, qualunque cosa sarà il minore dei mali. È venerdì, non ci rompete i coglioni, qualunque cosa, mia bella sposa, il venerdì resta fuori, che è venerdì. Bravissimi! Un applauso! Che coppia! State male a caffè? State male? Ragazze, qual è il vostro giorno preferito della settimana? No, allora Sabato. io volevo salutare. Sì. Io ero di là. Perché sono arrivati due grandissimi amici, Narciso Uno- Mazzoler. Cosa? No, io stavo pensando al pompiere. No, il pompiere è di là. Dopo... no, è qua, dai, allora
Marco Bergamasco. Dai, è Mauro, andato, scusate, perdonalo. Un applauso a Mauro, ho chiesto per favore. Ma soprattutto perché fa il pompiere. Fa il pompiere, è andato anche giù, prego. Ragazzo, perché è tutto il pomeriggio che mi... Prego, si accomodi, ragazzo, si sta mangiando accomodi. il gelato. Prego. Non voglio venire perché sto mangiando. Perché sta mangiando il gelato. Vabbè, comunque ho parlato anche Mr. Jack. Buongiorno a Allora, tutti. Grisù, grazie di essere qua. Naturalmente costretto dal figlio, perché mi ha visto qua. La voce di Mirko è seconda solo a quella di Luciano. C'è anche la tua. Me lo sono mandato io questo messaggio. No, non è tuo, a meno che non hai un altro numero. Sai che io non leggo i messaggi che mi automando. C'è scritto Annalisa. Annalisa, sì. Allora, un appuntamento con questi due signori. Sabato a Pordenone, carnevale. Beh, posso dire? Puoi Sì. dire. Carlo, posso? Carlo. Poi. Dopo qualche anno di assenza, diciamo che solo, finalmente... siamo 4. Che corrispondono... 4? stare, 2013-2017? Sì, non volevo dire questo. Comunque, dopo 4 anni, quindi torna il carnevale a Pordenone, inteso come sfilata dei carri, e quindi io e Carlo torniamo dopo 4 anni a intrattenere, diciamo, la gente. Prego, ma volevi dire qualcosa? No, la domanda sorge spontanea, no? Tu hai sottolineato torna al carnevale nel senso dei carri. In che senso a Pordenone torna? Perché è un carnevale Pordenone, no? Perché no. Vero Jacopo, no? Perché ritorna il carnevale, ritornano i carri mascherati, e non farmi dire niente altro, perché io non ho nessuna intenzione di dire niente altro. Per cui io e Carlo vi aspettiamo. Esatto, saremo in 2 postazioni diverse. Scusa se poteva interessarti anche a te, ma tranquilla, non Lei c'è pensava problema. a San Valentino, No, ha ragione. al fatto che non c'è il fidanzato e deve uscire con Giacomo. Anche Questo è il suo perché, problema. anche perché San Valentino arriva prima della sfilata dei carri. Sì, quindi dopodomani. Giustamente uno dice, io mi organizzo per tempo, quindi prima il San Valentino e poi sabato a Pordenone. 22 carri tra carri mascherati Sì, 22, e forse gruppi 24 organizzati. saranno. No, forse anche arrivo anch'io, quindi sarà l'ennesimo carro. Ci sarà anche il carro l'altra domenica, lo possiamo dire. Sì, basto io per Sì. farlo. Beh, comunque diciamo postazioni. nella provincia di Pordenone c'è Azzano, c'è il Fiume Veneto il 18 di marzo, c'è Cordenons, c'è Maniago. Fortunatamente torna anche nella città capoluogo la più grande, la più attesa sfilata dei carri dopo appunto 4 anni, ma non voglio dire niente altro se non vi aspetto numerosi a vedere i carri. 2 postazioni, Carlo in piazza, Sì. io in Viale Martelli. Esatto, allora vi posso anche dire il percorso, perché sarà partenza da Viale Dante, poi passeranno per Piazza Duca d'Aosta, via Cavallotti, Piazzale Elero dei Mille, Piazza 20 settembre e finale su Viale Martelli. Quindi Per di chi è di fuori conseguenza Pordenone abbiamo i Tom Tom in ogni carro, non si può sbagliare assolutamente. No, se no dopo metteremo in sovraimpressione, Lucia, i numeri personali di Mauro e di Carlo, Carlo Luna, sì. potete chiamare direttamente loro, Sì, che sì, faranno sì. servizio a navetta, vi verranno a Assolutamente, prendere dai vari parcheggi e vi porteranno al carnevale. Il vero? tutto con la macchina di GP. GP, perfetto. che è una panda in Che è questo una panda, momento. sì, ma ci sta di tutto dentro. Allora, io direi che facciamo un salto a San Vito, perché ieri siamo andati a trovare una nostra amica sì, vero. che casualmente è cugina di quell'altro amico di San Vito, che vedremo più tardi. Oggi è una puntata dedicata alla famiglia Carambà. Falcomer. Ok. Allora, adesso noi andiamo a trovare la nostra amica Alessia, anzi tu vai a trovare l'amica Vuol Alessia. dire Guarda, che Alessia la torna Pergolettese subito. ha vinto. La Pergolettese ha vinto, incredibile, col gol di Dimax, non succedeva da anni luce. La domenica Pergolettese scorsa ha non vinto, lui è stato il succedeva. primo. Ciao, sì. Mara deve Nel aprire la frattempo bottiglia. presentiamo Aprire la l'assessore allo bottiglia. sport che ci ha raggiunto, Alessandro Pignato. Buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio. Allora, intanto noi lanciamo questo servizio, poi con Alessandro parleremo dello sport a Fiume, visto che ci sono gli amici della Combat Gym. Vado a San Vito e torno. Ok, via. Siamo qui da Crystal, lavorazioni artigianali, ma veramente qui di tutto di più, vero Alessia? Esatto. Allora, partiamo innanzitutto da la cosa principale che è il lavaggio. Il lavaggio di servizio classico di la classica lavasecco. Ma in realtà dietro c'è tutto un mondo. Esatto, basta scoprirlo. Allora, ve lo raccontiamo subito.
Allora, partiamo da tutta la linea che noi abbiamo alle spalle, che sono i nostri prodotti alla spina. Vuol dire che un vasto assortimento di detersivi alla spina, specifici sia per il lavaggio in lavatrice, ma anche per la casa, piatti, qualsiasi stoviglie, qualsiasi superficie la potete pulire con questi detersivi alla spina, specifici e concentrati, quindi un gran risparmio. Esatto. Ad esempio con 1 litro di detersivo tu riesci a fare fino a 33 lavatrici e non è poco. E poi anche questi super spray dei quali parlavamo prima, che hanno la caratteristica non solo di profumare e igienizzare, ma ce ne sono alcuni anche specifici contro le... Ad esempio questi che sono specifici per le tarme, quindi allontanano le tarme, oppure questi che allontanano gli acari. E inoltre i servizi di sartoria, che comprendono non solo il classico servizio sartoriale dal bottone alla cerniera allo strappo all'orlo, ma anche proprio mi parlavi di restringere o allargare addirittura. Esatto, rimessa a modello dei capi, quindi un capo vecchio oppure fuori misura lo possiamo riadattare. Quindi per chi è dimagrito lo restringiamo, per chi è ingrassato glielo allarghiamo. Il vostro modello preferito è sempre nel vostro guardaroba. La vera innovazione del laboratorio Crystal è la ricostruzione dei maglioni di lana o dei vostri capi di lana. Quindi se ci sono dei buchi perché avete le tarme e non avete usato questo spray, noi ve lo riaggiustiamo. Giusto. Allora il procedimento è che il filo, per essere lo stesso filo della maglia della lana, viene ripreso dalla cucitura della maglia stessa. Quindi all'interno viene estratto il filo necessario per rifare rilanare, diciamo, il buco, e poi dove abbiamo tolto il filo lo sostituiamo con un altro filo, tanto all'interno non si vede. Vi aspetto alla Lavasecco Crystal di San Vito del Tagliamento in via Madonna di Rosa numero 1. Ci trovate anche su Facebook alla pagina Lavasecco Crystal. Siamo chiusi il lunedì, poi ci trovate qui dal martedì al sabato allo stesso orario, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 19. Dunque salutiamo l'amica Alessia. Vi consigliamo di andare a trovare appunto a Crystal, a via Madonna di Rosa 1 a San Vito al Tagliamento. Molto simpatica, tanti servizi, e quindi un consiglio da tutti noi dell'altra domenica. Con l'assessore allo sport Alessandro Pignati, intanto grazie di essere passato agli altri impegni e ci diamo del tuo ovviamente, e sei riuscito a passare. Fiume Veneto, lo sport, un bellissimo palazzetto, un bellissimo campo, un bellissimo stadio. Fiume Bannia che ieri purtroppo 2-2 mentre stava vincendo. La situazione dello sport, mi dicevi fuori onda, qua a Fiume c'è di tutto. Beh, diciamo che Fiume Veneto ha un panorama di associazioni sportive molto ricco. Ci sono sport di vario genere, dal più blasonato calcio, di cui abbiamo 2 società, il Fiume Bannia e il Bannia, che comunque sono delle buonissime società che hanno ottenuto risultati negli anni importanti. Un settore giovanile in forte crescita e espansione e molto ben curato da tutta una serie di dirigenti preparati e attenti alle esigenze dei ragazzi. Allo stesso modo abbiamo anche la pallavolo sia maschile che femminile, il basket altrettanto, che copre sia il femminile che il maschile. Ci sono poi anche tutta una serie di sport più, diciamo, disparati, dal motocross a cui abbiamo un evento Triveneto a Bannia tutte le estati, abbiamo i ciclisti che quest'anno hanno ottenuto, un loro ragazzo ha ottenuto un risultato nazionale, abbiamo le arti marziali, la danza, insomma veramente a Fiume Veneto chi più ne ha più ne metta. Avete poi quel palazzetto dello sport, no? Che è veramente bello, dove sono ospitate parecchie società, tra cui la Combat Gym, no? Sì, Combat Gym è una di quelle società che appunto abbiamo ospitato nel nostro palazzetto sportivo e che si occupa a tutto tondo di arti marziali e combattimento. Combat Gym ormai negli anni si è resa famosa anche per eventi a livello nazionale e internazionale, no? Quindi sì. È un bel fiore all'occhiello, anche perché le arti marziali sono sempre messe, no, un po' in disparte, assessore. Sì. Invece voi li ospitate all'interno del palazzetto e loro ottengono grandi risultati sia
con i loro atleti e sia nell'organizzazione di vari eventi, tra cui di questi eventi alcuni li tengono proprio qua anche a Fiume Veneto, tra parentesi. Sì, no? Alcuni li tengono qua a Fiume Veneto, poi l'impegno che hanno messo negli anni per costruire questa società li ha portati anche a eventi appunto nazionali, internazionali, a Pordenone, hanno organizzato eventi a Lignano e anche partecipano appunto con varie discipline ad attività in tutto il mondo praticamente ormai. Ecco, una domanda sorge spontanea, la facciamo sempre, no? Per mettere in crisi i nostri ospiti. La tua squadra del cuore? La mia squadra del cuore... Sentiamo, vediamo quanti voti Di perdi. che sport però? Di che sport, ecco, di che sport. Vabbè, vedi cosa vediamo lì davanti, vedi calcio, quindi di calcio. Ma guarda, posso dirti la verità, per anni sono stato tifoso del Milan, dopo negli ultimi tempi mi sono un po' disinteressato, però ecco, se posso dire la verità. Perché si tifa quando si vince, no Mauro? E quando si perde si lascia stare, no? Vabbè, ma ci saranno tempi migliori. Che poi sei venuto proprio nel momento giusto, perché con le ragazze della Comba Gym dobbiamo parlare di una cosa molto importante che comincia il 20 di febbraio. Allora, raccontaci bene cosa succede a Comba Gym, ricordiamo, qui a Fiume Veneto, prego. Esatto, il 20 di febbraio inizierà un corso di difesa personale e inizierà appunto il 20 dalle 19 alle 20. E noi ci teniamo molto a questo corso perché, essendo anche donne, e ultimamente purtroppo se ne sentono ogni giorno di violenza sulle donne. Diciamo che questo corso aiuta le donne a capire un po' il momento in cui potrebbe succedere una violenza e eventualmente come difendersi inizialmente. Come ritardare, diciamo, l'aggressione, in maniera che qualcuno dia una mano. Dai. Esatto, sì. Infatti sì, e sicuramente una delle cose migliori sarebbe la fuga, evitare proprio il contatto, perché sì, purtroppo se ci si trova in quel momento lì e dipende dall'aggressore si potrebbe anche soccombere, avere la peggio, no? Questo corso appunto ci permette a una donna di avere un po' di capire dove potrebbe esserci e come difendersi. Certo, allora ricordiamo, tutte le informazioni le potete trovare naturalmente sul sito di Comba Gym e sulla pagina, soprattutto, che è più facile, sulla pagina di Facebook, Comba Gym, la maglietta, inquadrate la maglietta Giambattista Boer, vediamo come si scrive Comba Gym, inquadriamo la maglietta di Davide, così rosso. Potete andare tranquillamente, eccola lì, si scrive così Comba Gym. Pensate, dal 97, è anche un orgoglio, Assessore, dal 97, tanti anni. Sì, come dicevo, Comba Gym è una di quelle società che veramente negli anni si è spesa per la cultura delle arti marziali e della difesa personale, così come tante realtà che comunque sono nel territorio da tantissimi anni. Quest'anno abbiamo festeggiato anche i 10 anni della fusione Fiume-Bannia, abbiamo festeggiato i 40 anni del settore basket della Libertas, quindi insomma... anniversari importanti che fanno capire come nel nostro territorio comunque ci sia una cultura dello sport che viene avanti da veramente tanto tempo e tante persone che si impegnano nel sociale e nel volontariato per portare avanti queste attività e lo fanno con passione e i risultati si vedono effettivamente. Certo, allora ricapitoliamo i finali di Lega Pro e di Serie D, perché Serie A ed Eccellenza stanno ancora giocando. Esatto, Prego Carlo. Allora, per quanto riguarda la Lega Pro, li ricordo tutti, quindi Alto Adige su Tirolo Reggiana 1-1, Modena Ancona 2-1, Sant'Arcangelo vince col Bassano 3-0, San Benedetto perde in casa col Forlì 2-1, Padova Gubbio 1-1, Pordenone che batte la Maceratese 2-1 e Lumezzane che perde in casa col Venezia 2-1. Ricordo che la capolista è veneziano, caro Mauro. Vabbè. Allora, questa sera poi altre Feralpi, partite, Salò, Manto, Albino Leffe Parma e Fano Teramo. Per quanto riguarda la Serie D, Girone C, esatto, le ricordo tutto anche queste. Belluno che nel derby batte il Feltre 2-0, il Tamai che vince in casa con l'Alto Vicentino 2-1, Montebelluna 1, Campodarsego 0, Mestre che batte il Carini Pivigina 3-1, Triestina che batte l'Este 3-1, Vigasio che perde in casa con Legnago 2-0, Calvino Ale che perde all'ultimo secondo con l'Unione Nazzicampo 3-2, Virtus Vecom Verona batte la Vigontina 2-1 e Labano Calcio che batte il Cordenons 3-1. Per quanto riguarda l'Eccellenza, ti voglio aggiornare velocemente due risultati.
se si apre il telefono ovviamente, eccolo qua, che il Cerlis Mulzane, i risultati ce l'ho sul telefono, non so cosa farci. Il Cerlis Mulzane sta vincendo 2-1 col San Luigi e la Gemonese sta pareggiando col Fontana Fredda 2-2. Quindi una bellissima partita. Ma la Gemonese è in 10 uomini da pochi secondi, e quindi secondo me il Cerlis sta riprendendo la fuga. Siamo a Fiume Veneto, Assessore, dove ha sede un gruppo di nostri carissimi amici che hanno diversi punti vendita a laboratorio, ovvero sia gli amici del Buon Gustaio, del nostro amico in comune Alberto Edo, che pensa questa settimana hanno voluto inventarsi una pizza per celebrare il fiume Bannia, e l'hanno fatta coi colori del fiume Bannia. Io e la Mara ce la siamo anche mangiata, tu no, è buonissima, è buonissima. Sta cosa che io non vengo più a mangiare la pizza mi sta un po' qua, sappilo. E allora, la cosa più bella, che poi lo vedrai anche nel servizio, è che quando siamo a Fiume facciamo i servizi da Azzano, e quando siamo a Azzano facciamo i servizi da Fiume. Questo non l'ho ancora capito, no? Però così è. E allora, vediamo la pizza a Fiume Bannia con l'amico Alberto, salutiamo anche Edo, tutto lo stadio del Buon Gustaio. Ce ne andiamo ad Azzano, pensate che è venuta fin la Mara questa volta. Ero già lì. Eri già lì. Vabbè, vai Lucia. Io devo capire, amici a casa, ma soprattutto amiche, perché quando siamo a Azzano facciamo la pizza da Fiume Veneto. Quando siamo a Fiume Veneto facciamo la pizza da Azzano. Facciamo apposta. Invertiamo. No, perché se ci pensi, no? Con tutte le volte che siamo stati sia a Fiume Veneto che a Azzano, non è mai successo che a Fiume abbiamo fatto Fiume e a Azzano abbiamo fatto Azzano. È vero, sì, hai ragione. Naturalmente al Buon Gustaio con Alberto, buon pomeriggio. Sì, domenica pomeriggio oggi, buon pomeriggio Alberto. Buon pomeriggio. Stamattina mi ha fatto uno scherzetto, mi ha detto sono in ferie. E io ho detto, come sei in ferie? La pizza della settimana, perché domenica scorsa c'era la pizza del mese e oggi c'è la pizza della settimana, perché essendo a Fiume Veneto, cosa c'è a Fiume Veneto? Fiume Veneto c'è la scuola di calcio. Sì, Fiume Bannia. Fiume Bannia che è in promozione, sta andando anche bene, insomma, non è male. E allora, come abbiamo fatto altre volte, facciamo la pizza dedicata al Fiume Bannia. Alberto, che pizza è? Allora, facciamo una pizza che abbiamo inventato adesso al momento. Che è vero, è vero. Adesso proprio, pomodoro non lo mettiamo. Quindi pizza bianca. Partiamo che non c'è la base. E andiamo solo con la mozzarella, quindi, no? Sì. Ricordiamo che al Buon Gustaio si usa solo mozzarella fatta con il latte delle mucche italiane. Quindi non quelle porcherie fatte con le polveri sottili a volte, credo, no? Poi cosa facciamo? Ah, che bello! Grattugia di zucchine. Grattugia di zucchine, perché ricordiamo che i colori del Fiume Bannia sono nero-verdi, più o meno come la maglia del Pordenone, insomma, siamo lì, no? La maglia dei Ramarri. Quindi per dare il tocco del verde andiamo con le zucchine che sono ottime. Sì. Ecco, perché poi c'è un tocco finale che io ho saputo prima di cominciare questa diretta differita o differita diretta che fate voi. A proposito, mi hanno dato anche del cicciottello, grazie a chi mi ha dato il cicciottello. Ma qua sono anni e anni di friulanità, vero? Allora, bellissima questi. Prima com'è che mi hai detto che queste si chiamano le zucchine? A Julien. La Julien, ecco, anche un tocco un po' straniero. Quindi cosa facciamo? Olive nere. Olive nere, perché ci deve essere il nero, ovviamente sul verde. Ecco, le quali olive nere che vengono disposte sempre in maniera sapiente, perché si mangia prima con gli occhi e poi con la bocca, col palato, come mi dice sempre Alberto Edo. E adesso tocco finale bellissimo e buonissimo soprattutto. I gamberetti. I gamberetti, quindi eccola qui, siamo pronti ad infornare questa buonissima pizza che tanto io dopo e Alberto ci sbaffiamo alla faccia. Purtroppo c'è anche Mara, che dopo vi facciamo vedere, che se la mangia anche lei stasera. Ha fatto apposta perché siamo a Azzano, no? Mara è di Azzano e lei ha detto vengo anch'io che finalmente voglio mangiare la pizza, vero Alberto? Sì. Ah no, hai messo il grana? Sì. Tocco finale col grana. Ho messo un po' di grana così si cucina meglio e non si bruciano le zucchine più che altro. No, raccontaci perché serve anche a casa. Allora, se si mette il grana non si bruciano le zucchine? Sì, mettiamo un po' di grana in modo che le zucchine non si seccano troppo, ecco, non si bruciano. Benissimo, informiamo e vediamo il risultato finale. Grazie Alberto.
Eccola qui, la vedete, è bellissima. La pizza dedicata agli amici del Fiume Bannia. Speriamo che oggi vincano, a parte che dovremmo già saperlo perché normalmente facciamo vedere la pizza sempre verso la fine della trasmissione per mettere voglia poi di passare al buon gustaio. Tu dirai dove? A Fiume Veneto, Poi a Zanno X, dopo a Sestino di Livenza, a Bruniera. te lo ricordi tutti, che bravo. Sì, ho studiato. Hai studiato? Mara, non dovevi venire qua tu? No, ma tu non puoi venire qua solo a mangiare, La posso dire? Pronta e sbranata. Allora, naturalmente questa è la pizza dedicata agli amici del Fiume Bannia. Noi ci vediamo domenica prossima. Tu ovviamente non verrai a Fiume Veneto perché oramai è inutile che te lo chiedo. Non lo so, forse sì. Forse sì, forse no. L'appuntamento è a tutti i punti del buon gustaio, ripetiamolo, a Bruniera, Fiume Veneto, Azzano e San Stino di Livenza. Appuntamento domenica prossima, da dove? Domenica prossima dove vuoi? Benissimo, da dove vogliamo noi? Appuntamento col buon gustaio. Ciao amici, ciao. Eccola qua, sempre i pantaloni rotti di Giorgia. Vabbè, GP, sì. io vorrei lanciare una sfida ai signori del buon gustaio. Cioè? Sentiamo. No, intanto hai visto che bella la pizza a Fiume Bannia? Visto. Più che bella è molto È buona. buona anche. Quindi se vuoi una di queste sere vai da Edo qua gli dici È fammi una buona. pizza Fiume Bannia. È buona e bella e denota l'iniziativa imprenditoriale Assolutamente. dei nostri commercianti qui, dei nostri imprenditori che ci tengono al territorio. Abbiamo fatto la pizza Fiume Bannia, quindi Poi ricordiamo bravi, proprio che complimenti. la sede del buon gustaio del Fiume Veneto. La sede è Fiume Veneto. Le altre sono tutte filiali, no? Ma loro in realtà sono di Fiume Veneto. Allora, la sfida di Cinzia, quale sarebbe? Una pizza dedicata alle miss di Un volto per fotomodella. È giusto. La pizza dedicata alle miss, tu stai provocando. Perché io immagino già la forma, no? Se esatto. La pizza dedicata alle miss. Stella, perché sono delle stelle. Stella, tu Noi tutte parteciperemo al nuovo video promozione che abbiamo fatto con Volto per Fotomodella e presto verrà anche fuori. Vedrai. Allora, le ragazze. allora, siccome Alberto non lo so, Fermo. Edo sicuramente sì. Tu lo sapevi? No, non lo sapevo. Fermo. Non lo sapevo. Allora, Cinzia, Edo, parla con Edo che ti sta guardando. Sì, allora le ragazze saranno, tutte le ragazze che sono qui insieme ad altre ragazze, saranno le protagoniste di Un volto per fotomodella e di un nuovo video promozionale che spero andrà in onda anche all'altra Guarda là, non domenica. guardare me, No, che là sono devo brutto. guardare. Guarda là. Ok. Ma perché? Posso guardare anche te ogni tanto, dai. E quindi niente, loro saranno le protagoniste del video promozionale di un nuovo progetto ideato da noi di Un volto per fotomodella Nord-Est e Details Photography con Federico Davella videomaker. E quindi a breve le vedremo tutte, insomma, in un video bellissimo, stile Victoria's Secret. Roba da far venire l'infarto. Ok, oltretutto GP le abbiamo anche iscritte a dei casting molto, molto famosi. Siamo stati anche a Verona con la nostra vincitrice Beatrice Pivetta e la Giorgia sarà puntata per l'alta moda visto l'altezza, quindi stiamo iscrivendo tutte le miss a dei casting non da poco, poi ti faremo sapere. Benissimo. Un saluto, no, neanche un saluto, un caro. Mi sa che dobbiamo andare a buttare via un po' di soldi. Un caro a te, a Mare e a Carlo. Saluto da parte degli amici del Pascià di Cordenons 2 volte. Tra Cordenons. poco arriviamo. Grazie ragazzi. In particolare da Max. Grazie Max. Baci da Max anche no, a me. A lui forse, a lei neanche forse. a me. A te no. Ma no. Abbiamo i finali dell'eccellenza? No, allora manca pochissimi secondi, però io volevo dire questa cosa qua, che la Gemonese alla fine, negli ultimi secondi, è riuscita a fare il 3-2. Addirittura. Nonostante giocasse in 9. 10. In 9 addirittura. In 9, giocavano. sì, in 9. Quindi clamoroso al comunale di Fontana Fredda. Mentre chi è andato a vedere Torino-Pescara si è visto 8 gol per il momento. Sì, deve ancora 5-3, finire. Pensate esatto. che il Torino stava vincendo 5-0 e il Pescara ne ha fatti 3 nel secondo tempo. Quindi in questo momento Torino-Pescara 5-3, finisce adesso, l'arbitro fischia Sì, e quindi sono Torino finiti 5. anche i risultati in quanto riguarda l'eccellenza. E allora andiamo ai finali all'eccellenza che poi facciamo altro. Vai. Aspetta, dammi il secondo che aggiorno per Ma sicurezza. no, ma devi essere sul pezzo. Assessore, digli qualcosa. No, sai, si sta Diamo un po' merito all'impegno. Si sta un po' rallentando, guarda, Ho fatto tablet, bene, ha fatto telefonino, cartellina. Manca solo la segretaria. Allora, Guarda, ce l'hai dietro di te, guarda lì. Volevate la segretaria. Se no, chiedi a Isabella se vuole farti la segretaria. Lei fa. Tanto è senza Moroso. Moroso è impegnato. Io il Moroso è via solo martedì. Guarda caro, solo martedì.
Io mi farei una domanda e mi darei anche una risposta. Ok. Detta questa do i risultati. Eccellenza, poi se c'è qualcuno che si arrabbia non diamo i risultati. Sì, esatto, vai. Allora, Chions Lumignaco 1-1, Cerris Muzzane batte il San Luigi 2-1, Fontana Fredda perde in casa con la Gemonese 3-2, ricordo la Gemonese in 9 e il Fontana Fredda in 10. Gradisca Lignano 1-0, Cras Repen Union Pasiano 1-1. Tolmezzo Troviscosa 1-0, Tricesimo Vesna 3-0 e Virtus Corno Manzanese 0-0. Andiamo velocemente in Serie A, dovrebbero essere tutte finite, esatto. Allora, Palermo che perde in casa con l'Atalanta 3-1, Sassuolo che perde in casa col Chievo 3-1, Inter che sta vincendo al 92esimo 2-0. È finita Torino-Pescara 5-3 e ricordo le partite di questa sera alle 18 Sampdoria-Bologna e poi Cagliari-Juventus alle 20:45 e domani Lazio-Milan che potete anche fare a meno di guardare. Lo dico per il mio amico qui. Fate a meno. Non ti stavo seguendo, stavo parlando con mia... Perché non si vuol far vedere. C'è un grande imprenditore sempre di Fiume Veneto, Guerino Bozzetto, che ha... Il nostro consigliere comunale. Consigliere comunale anche. Avete lui come consigliere comunale? Che feste fate quando fate il consiglio comunale? Che lui ha rimesso in piedi Pesci in Canna. Ha fatto dei grandissimi lavori a Pesci in Canna, no? Guerino. Beh, diciamo che ha saputo organizzare al meglio il territorio di Pescincana dove ha sede la sua società. E valorizzare molto quella zona, esatto. No? Ristrutturazioni bellissime, se fate un giro a Pescincana veramente sono delle zone che Guerino è riuscito a, come si può dire, ristrutturare, no? Perché è troppo poco, no? Ridare luce a una rivalorizzare. Sono arrivati i vocabolari. Una frazione. Beh, ma guarda che Mauro sa l'italiano contrariamente a me. Lo so. Cosa c'è? Allora, facciamo un applauso a Guerino che è un po' timido perché non ha... No, perché io e Guerino, quelle poche volte che siamo visti la sera è finita malissimo. No. Benvenuto geometra nella nostra trasmissione. Lui è il Guerino, non è geometra, caro Guerino. A tutti. Nonché grande sponsor di Telepordenone, doppiamente è un piacere averlo qua. Prossimi lavori a Pescincanna, io so che tu lì stai facendo tante cose, no? Stai mettendo a posto la frazione, non solo, anche altri lavori. Sì, abbiamo fatto un restyling generale nel corso degli anni, opere programmate, iniziative di piccole dimensioni, degne di un paese piccolo come Pescincanna, comunque iniziative che hanno dato un po' di lustro al paese, abbiamo dato una spazzolata, una ventata di novità anche per il paese di Pescincanna e non solo, comunque operiamo all'interno di tutto il territorio. Certo, però in particolare tu hai lavorato molto proprio lì dove sei tu, questo è importante, no? Dove c'è la sede della tua società, delle tue aziende. Sì, lì ho cercato di fare quello che era necessario fare da anni e ci stiamo riuscendo, stiamo concretizzando degli interventi che abbiamo programmato già da diverso tempo. Insomma. Certo. Dunque, dobbiamo dare la linea adesso ai nostri amici a San Vito Tagliamento perché abbiamo la fortuna di avere qua con noi Mauro, bergamasco, però sia Grisù. Ha avuto, non so se la fortuna o la sfortuna perché è andato a dare una mano, la sfortuna perché purtroppo vedi sempre cose non bellissime, di andare appunto, visto il lavoro che fa, il pompiere lo ricordo, nelle zone del terremoto del centro Italia. Quindi lui sa di cosa noi non sappiamo perché non abbiamo visto, lui ha visto e quindi lui sa di cosa stiamo parlando. Gli amici di San Vito di Barber Company, parlavo prima, c'era Alessia Falcomer, adesso c'è Roberto Falcomer. Per la seconda domenica hanno aperto in maniera straordinaria e parte dell'incasso che hanno fatto e le donazioni personalmente le porteranno giù loro personalmente domenica prossima e faremo dei collegamenti domenica prossima proprio da Amatrice dove loro andranno. Io direi facciamo servizio e poi ne parliamo quando rientriamo. Via la linea a San Vito Tagliamento. Buongiorno, voglio salutare tutti i telespettatori di Telepordenone e anche gli ospiti lì presenti. Innanzitutto ciao Gipi, un bacione, grazie di questa opportunità. Oggi sapete che noi siamo qui per una giornata di beneficenza qui a San Vito, nel nostro barber, dove devolveremo una buona parte dell'incasso ai terremotati che hanno avuto questo disagio, questa brutta cosa che noi abbiamo vissuto tanti anni fa. Innanzitutto voglio presentarvi il nostro barber, cosa stanno facendo e le persone che stanno aderendo a questa iniziativa. Sapete che noi raccoglieremo dei fondi e poi li porteremo domenica prossima direttamente giù nel luogo tra Amatrice, Rigopiano e le zone colpite dal terremoto. E questo ve lo documenteremo. Adesso entriamo nel barber e vediamo una domenica normalissima nel nostro salone, nel nostro barber. Vi faccio vedere innanzitutto le gente.
Vediamo i ragazzi che stanno lavorando anche. Adesso andiamo a conoscere anche qualcuno di loro. Che ne dite? Facciamo qualche domanda, Gipi, che pensi? Penso che questo ormai Gipi, questo lo conosci benissimo, no? Ciao ragazzi, buongiorno. Questo è su Malato, poi abbiamo il cliente sotto che sta facendo un trattamento molto particolare. Saluta i nostri. Buongiorno a tutti. Fantastico. Abbiamo un nuovo cliente che si trova qui nel nostro barber. Saluta. Salve. La prima volta che viene, pensa già come pensa di noi, come ci troverà. Ok. Qua abbiamo una persona, fermo lì che ti inquadro, guardiamo Mauro, ovviamente di Mauro, leggete anche cosa c'è scritto dietro nello specchio perché questo è lui, Vediamo che c'è scritto, è inutile che fai il simpatico, tanto non te lo do. Questa è la sua frase che usa sempre con i clienti. Saluta tutti. Ciao a tutti. E poi vi faccio vedere l'ultimo cliente qua che si sta rilassando, Angelo. Buongiorno. Allora ragazzi, vi ringrazio tutti, come sapete oggi è la giornata della beneficenza, raccoglieremo un sacco di fondi per portare giù i terremotati, poi domenica vi mostreremo quello che faremo, quello che compreremo e quello che riusciremo a dare a loro. Innanzitutto saluto tutti gli ospiti, lì da te Gippi, saluto i telespettatori a casa. Buona giornata a tutti, ciao! Quindi è una bella cosa questa. Sì, Mauro, soprattutto no? inquadrare voi due che non potete andare a farvi né capelli né barba. Grazie, va bene. No, barba ancora ti dirò. Ma anch'io se me la faccio crescere, i capelli combiniamo poco. No? Comunque tu devi ancora trovare un posto dove andare a farti i cavoli tuoi. Siamo a posto così, dai. Grande. Allora, Sai che vi voglio bene. sempre contento io dal punto di vista professionale di quando vedo queste iniziative, perché effettivamente per quello che ho potuto vedere nel periodo in cui ho prestato servizio una quindicina di giorni giù a portare soccorso io ad Arquata del Tronto, effettivamente c'è bisogno praticamente di tutto. L'importante è che le cose vengano fatte in maniera organizzata, perché poi il rischio è sempre quello di disperdere le risorse e le necessità e che non vadano dove effettivamente debbano andare. Io non mi sento dire altro perché sai che volevo solo fare un saluto a mio figlio perché è il motivo principale per cui sono passato qui oggi. Obbligato. Allora Jacopo, chi vuoi salutare? Tutti. No, tutti dai. Allora, la mamma intanto che è a casa con i due fratellini. No, sta arrivando. Sta arrivando anche la mamma? Bene. Sì, forse sta arrivando. Allora dai tu l'appuntamento sabato al carnevale. Va? Sì, dai, vai. Guarda là. No, guarda qua. Aspetta, là. Il prossimo appuntamento per il carnevale a Pordenone sabato 18. Bene. Benissimo. Facciamo un applauso a un neopresentatore. Finalmente ho trovato il mio sostituto perché io sono vecchio e stanco, assessore. E quindi lascio volentieri a Jacopo queste prossime incombenze. Sì, se permetti me lo sarei prenotato prima io. Poi dopo comunque tu sei vecchio anche tu, ma non importa, esatto. Dobbiamo lasciare largo ai giovani come Jacopo, simpatici. Allora, io voglio ringraziare l'assessore e naturalmente invitarlo alla prossima data che saremo sicuramente a Fiume Veneto prima della fine del programma. Grazie. E quindi io spero che parteciperai magari con un po' più di tempo. Le amiche della Combat Gym, ricordiamo che dal 20 a Fiume Veneto cominciano i corsi di difesa personale, naturalmente la bellezza e la bravura di Eva Bellotto, tutte le ragazze di Un Voto per Fotomodella, grazie a tutti, però c'è da fare un saluto, prego. Approfitto dell'occasione per fare gli auguri a mio padre che ci sta seguendo. Oddio. Auguri papà. Auguri papà, complimenti auguri, papà, buon compleanno. Io avrei i finali dell'eccellenza. Velocissimo con i finali dell'eccellenza. Sì, vai. allora, Chios Lumignaco 1-1, Ceres Muzzane che vince con San Luigi 2-1, Fontana Fredda 2, Gemonese 3, Gradisca Lignano 1-0, Tolmezzo Troviscosa 1-1, Tricesimo Vesna 3-0 e Virtus Cosno Mazzanese 0-0. Crass Rep e Union Pasiano non è sicuro, non lo stanno verificando, ma dovrebbe essere 2-2, non posso darvi la certezza. Vabbè, i risultati di stasera li vedrete su altre emittenti. Voglio salutare Filippo Vazzoler. Vieni qua, perché le prossime volte che verremo a fare le date nei locali appunto Vazzoler ci pagherà lui, perché lui è il futuro erede di Massimo Vazzoler, simpaticissimo anche lui gioca nel Corva. Allora, come chiudiamo ragazzi? Parlo col gruppo ovviamente, non vi ringrazio perché vi ringrazio dopo. Chiudiamo alla grande con il pezzo classico di Luciano Ligabue, il pezzo degli anni 90. Non dico neanche il titolo. Ma sì, allora suonate avanti coi carri, dai. Certe notti la macchina è calda e dove ti porta lo decide lei. Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che vai.
Certe notti la radio che passa negli anni sembra avere capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio e tu non vuoi smettere mai. Certe notti fa un po' di cagnara che sentano che non cambierai più. Quelle notti fra cosce e zanzare e nebbia ai locali a cui dai del tu. Certe notti c'hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà. Certe notti coi parchi son chiusi al primo autogrill c'è chi festeggerà. E si può restare soli certe notti qui, chi s'accontenta gode così così. Certe notti sei sveglio o non sarai sveglio mai. Ci vediamo da Mario prima o poi. Certe notti ti senti padrone di un posto che tanto di giorno non c'è. Certe notti se sei fortunato bussi alla porta di chi è come te. C'è la notte che ti tiene fra le sue tette, un po' mamma, un po' porca com'è. Quelle notti da farci l'amore fin quando fa male, fin quando ce n'è. E si può restare soli certe notti qui, e se ti accontenti godi così così. Certe notti son notti o le regaliamo a voi, tanto Mario riapre prima o poi. Certe notti qui, certe notti qui, certe notti qui, certe notti. Veramente bravi in chiusura. Confermo il 2-2 dell'Union Pasiano. Bene, 2-2, ciao a tutti, in particolare a Filippo Leonardo Vazzoler, ciao a Amir. Chi è Amir? Mio cugino. Tuo cugino, benissimo. E poi abbiamo l'ultimo messaggio, veramente tantissimi oggi pomeriggio. Vediamo dov'è l'ultimo messaggio. No, è dall'altra parte, scusatemi. E poi chiudiamo. Fai tu tranquillo. Per Enrico, fortunata Giulia, che sta vedendo Rai Yo-Yo. Benissimo, allora con questo chiudiamo. Ci vediamo domenica. Ciao a tutti, grazie. Ciao.